Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di giovedì 30 maggio, primo piano dell'agenzia ANSA.it sul governo e il Movimento 5 Stelle. Di Maio si rimette alla rete. Per il presidente della Camera Fico il problema non è il capo politico ma tutti, e riscoprire i valori. Di Battista chiede scusa a Di Maio, non ti ho aiutato. Oggi il voto sulla piattaforma Rousseau. In primo piano però anche la cronaca. Da Budapest un naufragio, bilancio che sale a 7 morti e 21 dispersi. Affonda una nave da turismo con a bordo 33 passeggeri sudcoreani e 2 membri d'equipaggio ungheresi dopo lo scontro con un'altra imbarcazione sul fiume Danubio. Terzo titolo, il caso di Pamela Mastropietro, ergastolo per Innocent Osegale, il nigeriano accusato di averla smembrata orrendamente. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise di Macerata dopo oltre 5 ore di Camera di Consiglio. In Israele elezioni il 17 settembre, la Knesset si autoscioglie. Lieberman non voleva l'accordo ma solo il voto, dice il premier Netanyahu. Il Parlamento israeliano, la Knesset, ha votato la legge che scioglie l'assemblea uscita dal voto del 9 aprile scorso. Nuove elezioni per il 17 settembre. Il provvedimento è stato approvato nella scadenza dell'incarico al primo ministro Netanyahu, che non ha trovato una maggioranza di 61 deputati per un nuovo governo. L'intesa col leader nazionalista Lieberman è naufragata sulla legge per la leva degli studenti ortodossi. Israele va al voto. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, tornando all'Italia, Conte vede i vice premier Salvini e Di Maio, poi Mattarella. Bisogna ripartire con chiarezza. L'Unione Europea boccia l'Italia sul debito. Giorgetti dice aprire il confronto e non soltanto recepire. Mentre negli Stati Uniti parla il procuratore Mueller, non escludo che Trump abbia commesso reati, ma non siamo riusciti a provarlo. Questo sull'ansa-adnkronos.com. Apre la prima pagina con Decide Rousseau, intesa come la piattaforma dei 5 Stelle. Naturalmente oggi il voto, la base chiamata a decidere sul futuro di Di Maio come capo politico del movimento. Mi sono sentito dire di tutto, ha detto Di Maio. In giornata attesa anche la sentenza al processo a carico del viceministro leghista Edoardo Rixi nella vicenda spese pazze Regione Liguria. E poi ancora in primo piano barcone in difficoltà con 90 persone a bordo, l'allarme di Mediterranea, necessario un intervento urgente. C'è un barcone in difficoltà, 90 persone, donne e bambini in zona, la nave P490 Cigala Fulgosi, è necessario un intervento urgente, segnalazione Moonbird Sea-Watch Italy, scrive su Twitter Mediterranea Saving Humans. Da questa notte Alarm Phone sta monitorando questa drammatica situazione, denuncia su Twitter Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans. Ci sono molte donne incinte e bambini, scusate il tono. Mentre Rissa a Ostia, morto il 19enne, indagato per omicidio il padre di una 15enne, oggetto di presunte molestie da parte di un gruppo di egiziani. È avvenuto il fatto appunto a Ostia, in quel di Roma, una rissa vera e propria. Adesso ci arriviamo, un attimo soltanto, il dettaglio della cronaca di ADN Cronos in prima pagina. È morto il 19enne egiziano, rimasto gravemente ferito nella rissa ieri avvenuta ad Ostia, per la quale sono state arrestate 7 persone ieri, tutte con precedenti. Erano da poco passate le 17:30, allarme alla centrale operativa dei carabinieri per una violenta rissa nel piazzale antistante la stazione Lido Centro. I carabinieri hanno trovato 2 uomini di origine egiziana a terra con gravi ferite ed arma da taglio. Il 39enne che avrebbe ferito i 2 egiziani, indagato per omicidio, conosciuto alla giustizia, vicino alla criminalità locale, avrebbe agito per vendicare la figlia 15enne oggetto di presunte molestie subite alla fermata dell'autobus da un gruppo di egiziani. L'uomo, insieme a un amico e al fidanzato ecuadoriano della ragazzina, si sarebbe precipitato al volante della sua macchina, rintracciata poi in piazza Gasparri, zona ponente feudo del clan Spada, nel piazzale, dando vita a una rissa con 4 nordafricani. Lanci di San Pietrini, bottigliate, aggressioni a colpi di coltello e cacciavite sono andati avanti all'oscuro delle telecamere di sorveglianza da tempo fuori servizio, fino a quando 2 degli egiziani sono rimasti a terra feriti in modo più grave. Uno di questi,
Un 19enne, Mohammed Gabre Mostafa Salem, è morto poco prima delle 16 di oggi durante il nuovo intervento chirurgico all'ospedale San Camillo, dove era stato trasferito. Ferito anche il 39enne, colpito da parte a parte a un bicipite con un cacciavite da uno dei sanpietrini lanciati durante la fuga in auto, scrive l'agenzia DN Kronos. Hanno molestato una quindicenne, finita male per un egiziano. Mentre l'Unione Europea ci bacchetta ancora, Conte va al Colle da Mattarella e Salvini dice a Grillo: virtuale, non ho tempo. Da perdere, risponde Salvini a Grillo. Dopo giorni di silenzio, Beppe Grillo scende in campo a fianco di Luigi Di Maio, ma non risparmia un attacco a Matteo Salvini, definito personaggio unicamente virtuale, a cui il leader della Lega replica: non ho tempo da perdere in polemiche, stiamo lavorando. Dopo 2 giorni di Radio Maria e musica classica, ha detto Beppe Grillo, dico questo: il movimento ha subito una sconfitta, questo movimento deve reagire. La diffusione di dichiarazioni che discutono della delusione scaturita dalle urne come se fosse un calo delle vendite per una multinazionale è una ferita per me, sottolinea Grillo. Luigi Di Maio non ha commesso un reato, non è esposto in uno scandalo, è già eccessiva questa giostra di revisione della fiducia. Deve continuare la battaglia che stava combattendo prima. Si vince e si perde insieme quando la minaccia non viene da dentro. Deve restare chi è ancora in gara, nessuna espiazione. Secondo Grillo, schierato con Di Maio, il Movimento 5 Stelle paga anche la lotta alla corruzione. Vogliono anestetizzarci tutti per liberare la loro regina rinchiusa nella torre, Formigoni. Scrive il garante dei 5 Stelle. Abbiamo fatto la prima legge contro i corrotti e i corruttori, credo che stiamo pagando questo. Si fingono sommelier di questioni economico-finanziarie, ma è il colpo di coda di quella parte marcia del paese che crede di nascere assolta per diritto ereditario. Siamo di fronte a un fenomeno di rigetto dell'Italia peggiore nei confronti del movimento. Complimenti per l'analisi, foriera di sviluppi futuri fantastici a Mocchio e Croce. Il nostro sbaglio è sacro, dice Grillo, cercare di restituire dignità al paese al di là del bullismo o delle comparse storiche che lo hanno sempre avuto in mano. Gli errori di metodo ci sono, ma nulla hanno a che fare con l'aver agito nel rispetto delle nostre promesse. Può sembrare incredibile che una persona che ha cercato in tutti i modi di portare a casa risultati nel mondo reale perda strada rispetto a un personaggio unicamente virtuale, il Salvini. Ma è quello che è successo: svolazzare nei cieli del paese, parlando di immigranti che non partono quasi più da un pezzo, ha riscosso più simpatie rispetto al lavoro che la nostra parte di governicoli ha realizzato. Salvini commenta: non ho tempo da perdere in polemiche, stiamo lavorando. Il mio impegno è teso a portare a casa la rivoluzione fiscale e far pagare meno tasse a famiglie e imprese italiane, risponde Salvini a Beppe Grillo. Uno sguardo lo diamo anche all'agenzia Agi.it, brevissimo. In primo piano ancora Di Maio. Come è andata l'assemblea notturna del Movimento 5 Stelle, staff comunicazione fuori dalla porta, il movimento fa quadrato intorno a Di Maio che resta determinato a voler affrontare il voto online. Poi l'economia, Nissan è cauta sulle nozze tra FCA e Renault, ma non si oppone. Il partner nipponico della Renault non intende arrivare a una fusione, ma non chiude la porta. Poi su Agi.it il testo della lettera con cui Bruxelles dà 48 ore all'Italia per giustificare il deficit, il match tra Conte e Salvini dopo il terremoto elettorale e le 3 finestre elettorali possibili dopo la crisi. Questo per quanto riguarda l'agenzia Agi. Adesso andiamo come al solito alla pagina Facebook di Luigi Di Maio. Pamela Mastropietro, ergastolo a Osegale. La madre dice: giustizia è fatta per uno, ora tocca agli altri. Spero però, commenta Salvini, che sia vero ergastolo per questo infame. Ci sia certezza della pena, il minimo. Resto contro la pena di morte, ma chi mostra totale disprezzo per la vita umana non deve mai uscire di cella senza aver pagato fino in fondo per la propria cattiveria, scrive Matteo Salvini su Facebook. Poi ancora pronte le proposte della Lega, sono 26 minuti che ascolteremo più tardi. Pronte le proposte della Lega per tagliare tasse e burocrazia. Solo un'Italia che cresce e lavora aiuta l'Europa a rinascere. Così Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook. Poi chiusi i dossier su decreto sicurezza bis, scuole sicure, spiagge sicure, sulle operazioni di contrasto delle truffe agli anziani. Sto lavorando oggi alla revisione dei criteri per l'assegnazione delle scorte che quotidianamente impegnano più di 2000 uomini e donne delle forze dell'ordine in giro per l'Italia. Poi c'è la questione videocamere in asili e case di riposo.
Dalle parole ai fatti, obbligatorie le videocamere in asili nido e case di riposo per tutelare e proteggere bimbi, anziani e disabili. Ci siamo, scrive Salvini, orgoglioso di questa battaglia che stiamo portando avanti da anni, dalle parole ai fatti. E ancora, voglio un'Italia che cresce, 46 minuti di intervento di Matteo Salvini da Nicola Porro. Negli ultimi 10 anni le assurde regole europee hanno fatto aumentare debito e disoccupazione. Voglio usare il consenso degli italiani per abbassare le tasse a imprese e famiglie, con un paese che torna a respirare e a crescere. Non so se li abbiamo già mandati, 45 minuti da Nicola Porro, li manderemo, li ascolteremo anche in radio. A Roma, alla Camera, ieri, con oltre 200 parlamentari e neo-europarlamentari della Lega, sempre al lavoro per gli italiani, più Italia in Europa, grazie della fiducia, scrive ancora Matteo Salvini sulla pagina Facebook. Un'altra notizia: Noemi, la bimba ferita in un agguato a Napoli, lascia la rianimazione, può stare con mamma e papà. Buona vita, piccola grande Noemi, augura il ministro Salvini. Poi 6 minuti di intervista a Sky TG24, riproposta in pagina Facebook, e guardate cosa scrive questo teologo: ci manca solo che qualcuno chieda la mia scomunica e le abbiamo viste tutte. Avanti con fede, F maiuscola, rispetto e umiltà, scrive Salvini, commentando il sempiterno Bartolomeo Sorge. Ve lo ricorderete, il padre gesuita siciliano, amico di Leoluca Orlando e compagnia bella. L'Italia non è più cristiana, Salvini bacia Gesù, l'ha già fatto anche Giuda, dice padre Sorge. L'analisi del voto in chiave femminile: le donne hanno preferito Salvini, ma anche i giovani. Lo vedremo dopo. Intanto diamo uno sguardo anche alla pagina di Luigi Di Maio, che si apre con questo post 21 ore fa e rimane attuale. Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico. È giusto che siate voi ad esprimervi, gli unici a cui devo render conto. Nelle ultime 48 ore hanno detto di tutto contro di me. Dichiarazioni di ogni tipo, da ogni parte. Ho letto i vostri tantissimi messaggi, alcuni di incoraggiamento, altri mi hanno fatto riflettere, vi ringrazio. La vita per ognuno di noi è fatta di diritti e di doveri, nessuno scappa. Non mi sono mai sottratto a responsabilità. In questi anni ci ho messo la faccia. Prima di ogni decisione, oggi ho anch'io il diritto di sapere cosa ne pensate voi del mio operato, scrive Luigi Di Maio. Voglio sentire la voce dei cittadini che mi hanno eletto capo politico qualche anno fa, quindi a voi la parola. E a noi i giornali, le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo come al solito dal nostro amatissimo Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre in primo piano con i conti pubblici e i timori del Quirinale. Lo scenario del voto a settembre, la lettera dell'Europa che dice i vostri sforzi, cari italianuzzi, non sono sufficienti. Il Ministero del Tesoro che ora dice vendiamo, privatisiamo, cessioni. Di cosa non si sa. Assemblea tesa nei 5 Stelle, Di Maio chiede la fiducia sul sito Rousseau. Ci vuole un mese per capire, ci dice Massimo Franco, se la legislatura andrà avanti. Sulla rete lo psicodramma del movimento, scrive Fabrizio Roncone, e poi il PD che ha bisogno di alleati per fare l'opposizione, secondo Paolo Mieli. In taglio alto però anche la cronaca, che più nera non si può: uccise Pamela Mastropietro, carcere a vita per Osegale, ergastolo per lui a Macerata. Dopo 5 ore di Camera di Consiglio, la Corte togata e popolare l'ha giudicato colpevole di omicidio volontario, stupro e tutti gli altri reati. Pamela aveva 18 anni, applauso per i giudici. Mentre a Firenze verranno esposti 105 dipinti, una quarantina nei depositi da decenni, negli Uffizi, mai visti i tesori delle nuove 14 sale. A Firenze gli Uffizi come non sono mai stati visti, con 14 nuove sale aperte ai visitatori e un'esposizione di oltre 1000 metri con 105 opere, un terzo delle quali non erano mai uscite dai depositi in cui erano custodite. Il direttore Heike Schmidt dice: è come avere un nuovo museo nel museo. Mentre sulla Shoah, contro la Shoah, l'ultimo sfregio, una minaccia scritta in tedesco, sfregio su una pietra d'inciampo a Roma, il rabbino Capodisegni parla di provocazione studiata, di ondata d'odio da arginare. E poi sul Corriere della Sera l'inchiesta di Perugia sulla corruzione al Tribunale di Roma. L'inchiesta per corruzione sull'ex componente del CSM Luca Palamara arriva all'organo di autogoverno dei giudici, il Consiglio Superiore della Magistratura, sia per le ripercussioni sugli equilibri interni, sia perché uno degli attuali consiglieri togati risulta indagato per violazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento. A pagina 15 c'è l'articolo, gli articoli di Giovanni Bianconi
e Fiorenza Sarzanini. Inchiesta su nomine e dossier, indagato consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura. Palamara fu avvisato dei fascicoli aperti. Sotto accusa anche un PM. La Procura di Perugia, competente per le indagini sui magistrati romani, sta indagando per corruzione Luca Palamara, ex consigliere superiore della magistratura, ex CSM, ex presidente del sindacato, tra virgolette, dei magistrati, l'Associazione Nazionale Magistrati ANM. L'inchiesta di Perugia, avviata sulla base di atti inviati dalle procure di Roma e Messina, dopo che nel febbraio 2018 furono arrestati per corruzione l'avvocato Pietro Amara, l'imprenditore Fabrizio Centofanti e altri. L'inchiesta di Perugia è stata avviata mesi fa. Solo di recente il CSM ne è stato informato. Palamara ha detto di aver saputo dell'indagine su di lui da organi di stampa e ha aggiunto di aver chiesto alla Procura di Perugia di essere interrogato. L'inchiesta per corruzione sull'ex componente del CSM Luca Palamara entra nel CSM medesimo, non solo per le ripercussioni sugli equilibri interni, ma perché uno degli attuali consiglieri togati è a sua volta indagato per violazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento. Infatti, secondo l'accusa 10 giorni fa, non appena la Procura di Perugia ne ha dato comunicazione al CSM, questo soggetto avrebbe informato Palamara degli accertamenti a suo carico, circostanza che rende incandescente il clima all'interno del CSM direttamente coinvolto nella partita e fa diventare ancora più complessa la partita politico-consigliare tra le correnti della magistratura e gli schieramenti trasversali sulla nomina del nuovo procuratore capo di Roma, di cui emergerebbero tracce anche negli atti dell'inchiesta di Perugia, che conta anche un PM della capitale tra i nuovi indagati. Avrebbe contribuito a fabbricare dossier contro il procuratore Pignatone e l'aggiunto Ielo. Il lavoro degli inquirenti è partito dalle relazioni troppo strette fra il magistrato Palamara, già presidente dell'ANM, e l'imprenditore Fabrizio Centofanti, arrestato insieme agli avvocati siciliani Pietro Amara e Giuseppe Calafiore in un'indagine nel 2018 delle procure di Roma e Messina. Palamara era amico dell'avvocato Centofanti, o meglio dell'imprenditore lobbista Centofanti, e la Guardia di Finanza ha verificato viaggi, regali e rapporti proseguiti anche dopo una perquisizione subita dall'imprenditore nel 2017. In seguito l'avvocato Calafiore ha fatto dichiarazioni dove si giudicano i magistrati romani, trasmesse a Perugia. Durante questa inchiesta sono venuti alla luce incontri dello stesso magistrato Palamara con politici e magistrati che sarebbero serviti a gestire la partita per portare alla guida della Procura di Roma l'attuale procuratore generale di Firenze Marcello Viola, aderente a magistratura indipendente. Secondo la trama ipotizzata, Palamara, non più componente del CSM, ma influente leader della corrente Unità per la Costituzione, avrebbe dovuto in seguito far confluire su di lui anche i voti del proprio gruppo, decretandone la vittoria finale. In cambio dell'appoggio di Magistratura Indipendente per la sua nomina a procuratore aggiunto sempre a Roma. In questo contesto avrebbe ottenuto dall'altro collega indagato le notizie utili a screditare Pignatone e Ielo. Il procuratore e il suo aggiunto erano già stati accusati da un altro PM, Stefano Fava, di non essersi astenuti in procedimenti in cui i fratelli di Pignatone e di Ielo, avvocati, avevano incarichi legali. Un bel sistemino, diciamo così, è un bell'ambientino, un bel quartierino quello della Procura di Roma. Mentre andiamo alla politica, su Di Maio deciderà Rousseau, Grillo e Casaleggio con lui, il racconto di Alessandro Trocino su Di Maio che dice piglio schiaffi solo io, devo andare avanti, lo psicodramma sulla rete, l'intervista a Carla Ruocco, esponente dell'ala ortodossa del Movimento 5 Stelle, chissà cosa vuol dire, presidente della Commissione Finanze della Camera. Luigi Di Maio, l'uomo solo al comando, è contro i nostri valori. È la tardiva scoperta, mentre oggi è intervistato da tutte le testate possibili e immaginabili Armando Siri. L'addio è stato doloroso, io e Rixi siamo trattati come colpevoli, ma c'è anche l'innocenza. Intanto Salvini vuole andare avanti senza Toninelli, Trenta e Costa, secondo il Corriere della Sera. Salvini attacca Gad Lerner e il direttore generale della RAI Salini. Sarebbe Lerner il cambiamento in RAI, ha detto Salvini, cosa che credo pensino il 98,9% degli italiani. Zingaretti dice è un arrogante, Salvini è un arrogante al potere, si va avanti col governo,
Si rispetta il momento complicato dei 5 Stelle, così Salvini, che lo ha detto al Premier Conte, con cui concorda la data del Consiglio dei Ministri lunedì. È la vigilia del giorno più lungo del governo. La piattaforma Rousseau oggi si pronuncia su Luigi Di Maio e arriva la sentenza del Tribunale di Genova su Edoardo Rixi, accusato di peculato. Nel suo Facebook Live serale, Salvini spiega che gli italiani non mi pagano lo stipendio per rispondere a Grillo o a Renzi, ma nel si va avanti di Salvini ci sono dei sottintesi. Qualcuno traduce il sottinteso così: se prevale la linea di Battista, il governo chiude. Per proseguire occorre realizzare quel che gli italiani si aspettano. Dice un leghista: com'è possibile andare avanti con un ministro come Toninelli, eccetera. L'altro nodo di giornata è il vice ministro Rixi. Salvini rifiuta di parlare dell'argomento prima che ci sia qualcosa da dire. Nell'incontro con i parlamentari ed eurodeputati raccomanda a tutti ieri di rispondere la stessa cosa. La vicenda è insidiosa. Nel contratto di governo è prevista l'incompatibilità col governo di quanti abbiano riportato condanne penali anche non definitive. I leghisti ricordano di malumore che Armando Siri era solo indagato. Questo potrebbe essere fatto pesare, ma resta il fatto che il 100% dei salviniani dice che Edoardo è uno di noi. Se vedesse che la sua posizione crea problemi alla Lega e al governo, sarebbe pronto alle dimissioni. Intanto ieri Salvini ha parlato dell'amministratore del direttore generale della RAI Salini, amico amministratore delegato, ma è Gad Lerner, la RAI del cambiamento, un riferimento alla trasmissione che Lerner condurrà su RAI 3. Il segretario del PD Zingaretti parla di pessimo odore dell'arroganza al potere. Dopodiché abbiamo l'intervista ad Armando Siri sul Corriere della Sera. Senatore Armando Siri, ex sottosegretario ai trasporti e componente della Commissione Finanze del Senato. Dell'inchiesta che mi riguarda non parlo, la magistratura sta lavorando. Sono felice per il 34% della Lega, ma sul piano personale è stato doloroso. Con Salvini Premier tornerebbe al governo, sono in campo per svolgere il mio mandato politico. Nessuno pensa a vendette, dice Armando Siri al Corriere della Sera. Gli italiani ci hanno votato perché si aspettano da noi il coraggio di fare cose importanti come la flat tax al 15% per le imprese e per i redditi familiari fino a 50.000 euro. I soldi si trovano se si vuole. Noi siamo stati corretti sul reddito, ci aspettiamo la stessa correttezza. Quanto al caso di Edoardo Rixi, non è detto che la sentenza sia già scritta. Aspettiamo. Di Maio vuole che Rixi lasci? L'appuntamento con la giustizia, risponde Siri, non si sostanzia solo con le condanne, c'è anche l'opportunità di essere innocenti. Lei pensa che sarà assolto, di me non parlo. Salvini l'ha ringraziata contento, sono io che ringrazio lui. Mi ha chiamato tutti i giorni, mi ha molto confortato. È stato per me doloroso, per i miei affetti e la mia famiglia, ma il sostegno di tantissime persone mi ha dato grande forza. Non mi sarei comportato così coi 5 Stelle, ho sempre avuto rispetto di tutti, non ho mai messo in campo questioni che riguardassero vicende giudiziarie o altro, o mischiate con faccende politiche. In un paese civile i processi si fanno in tribunale, non sui giornali. Sono parole di Salvini. Condivide? Chiede Monica Guerzoni. Risponde Armando Siri: preferisco parlare dell'impegno che ci siamo presi con gli italiani. La flat tax si deve fare, è nel contratto. Nel contratto c'è anche scritto che un esponente del governo deve dimettersi se condannato, non se indagato. Chieda a Di Maio e al Premier Conte, risponde Siri. Nell'inchiesta il nome di Siri è legato a un emendamento sull'eolico. Sarebbe costato 30.000 euro all'imprenditore indagato, Paolo Arata. Come si è difeso? Dell'inchiesta non parlo, punto. Per carattere non ho la tendenza a vedere la malafede del prossimo. Sentire evocare la mafia è da brividi, ancor di più se tu sei completamente estraneo. Il mutuo a San Marino? Tutto regolare, regolarissimo, dice Siri. A proposito di Lega, sul Tempo di Roma, l'articolo di Pietro De Leo: a Salvini conviene staccare la spina e la simulazione dell'istituto Cattaneo che trasferisce i voti delle europee alle politiche. Un centrodestra classico con Forza Italia avrebbe voti a valanga, 411 seggi alla Camera, ma avrebbe la maggioranza anche soltanto con Lega e Fratelli d'Italia. Dominio di Salvini anche nelle ex rosse Marche e Umbria, i 5 Stelle destinati a indebolirsi al sud, in Puglia, Sicilia e Sardegna. E così sul Tempo di Roma. Mentre a proposito di Salvini,
Dal Corriere del Mezzogiorno, la Lega al 20% in Campania, sono tutti scemi, dice Salvini? No, guardano avanti, ora via all'autonomia, mentre il presidente De Luca dice o si fa come diciamo noi o niente. Se la Lega ha preso quasi il 20% dei voti in Campania, o sono tutti scemi oppure evidentemente in passato non ci si conosceva. Prima la Lega Nord si occupava solo del Nord, adesso fortunatamente ho scelto che il mio movimento sia a disposizione di tutta l'Italia. Tra gli elettori meridionali c'è chi guarda al passato e chi guarda avanti. Così Matteo Salvini, che prova a perforare con una battuta di spirito lo spirito meridionale più resistente e antileghista che pure era stato mobilitato in campagna elettorale. Tra i 9 milioni di italiani che hanno scelto il simbolo della Lega, ha detto Salvini, ci sono anche napoletani, calabresi, siciliani, che evidentemente più che fare processi al passato guardano al presente e preparano il futuro. Il vice premier Salvini abbozza un commento misurato ma non meno insinuante per testimoniare il suo legittimo orgoglio. Fa finta di entusiasmarsi per gli striscioni di protesta, mi hanno fatto una testa così, se portano la Lega a prendere il 34%, allora viva i balconi, gli striscioni, i gerani, i ciclamini, viva tutto quanto, dice Salvini parlando a Radio CRC, non lasciandosi scappare l'opportunità per rilanciare un altro tema, l'autonomia differenziata. A tutti quelli che dicono che l'autonomia rischia di spaccare il paese, creare una sanità di serie A e di serie B, dico che quando vengo a Napoli tanti cittadini si lamentano degli ospedali, delle strade, delle ferrovie, delle scuole, dei giardini. Probabilmente una gestione più vicina ai territori è anche più attenta ed efficace. E questo forse, scrive il Corriere del Mezzogiorno, è l'argomento meno persuasivo, perché la gestione della sanità è di competenza regionale. Non per questo rappresenta un fiore all'occhiello dell'efficienza campana. L'ultimo colpo Salvini lo riserva alla sicurezza. A Torre Annunziata, ha detto Salvini, c'è uno dei più grandi immobili, conta oltre 70 appartamenti confiscati alla camorra. Occorrono soldi per rimetterlo a disposizione della comunità. Per combattere la criminalità organizzata, la repressione non basta, serve prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica. Così Salvini a Radio CRC a Napoli. Su Milano Finanza Salvini vuole subito la Lega, vuole subito la flat tax, Salvini detta le priorità al governo e dice basta ai no dei 5 Stelle, il fisco è in cima all'agenda. Intanto Conte incontra il capo dello Stato, i 2 vice premier e il ministro Tria. Giorgetti replica al Ministero dell'Economia e spinge per il regionalismo tributario, scrive Milano Finanza. Da segnalare in tema di Lega le 2 pagine dedicate da Il Tempo di Roma al colloquio del direttore Franco Bechis con il nostro condirettore Alessandro Morelli, presidente della Commissione Trasporti della Camera, sull'abitacolo, la rubrica dei Franco Bechis, del direttore del Tempo, che porta in automobile un politico e lo intervista. Al governo il boom. Perché lasciarlo? Si domanda il nostro Morelli, il presidente leghista della Commissione Trasporti. I sondaggi ci davano in crisi, poi vedevi le piazze piene per Salvini. Adesso dobbiamo dare risposte, dice Morelli, a quanti ci hanno votato. Subito autonomia e flat tax. Sulla giustizia ci vuole più attenzione. Per noi non cambia l'agenda, il contratto di governo: immigrazione, sicurezza, flat tax, autonomia e legge Fornero. La TAV si fa, Toninelli è ministro da un anno, se avesse voluto fermarla l'avrebbe già fatto. Sulla giustizia non rompiamo su questo tema, ma i nostri, della cui onestà siamo convinti, li difenderemo fino alla fine. Benvenuto a bordo dell'abitacolo Alessandro Morelli, uno degli esponenti di punta della Lega di Matteo Salvini. È pure un giornalista. A proposito, non si vergogna un pizzico? Chiede Franco Bechis. I giornalisti non sono così popolari dalle parti del suo governo. Ma no, risponde Morelli, ci sono bravissimi giornalisti apprezzati da tutti, poi ci sono anche colleghi legittimamente di parte, ma fingono di non esserlo e questo piace meno. È presidente della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni Morelli, e ci tengo a sottolinearlo, dice ancora Morelli al Tempo di Roma, perché c'è il 5G, che è una grande partita che gestirà le nostre vite. Non è la semplice evoluzione di questi telefonini computer che abbiamo nelle nostre tasche, ma sarà una rivoluzione, toccherà l'industria, la sanità, la vita dei cittadini. Ma ci vorrà tanto tempo e tanti soldi, dice Franco Bechis. Oggi se ne parla nei convegni, ma quando inizierà a girare la pubblicità per comprare il telefonino 5G di Pinco Pallo, diventerà una cosa di tutti. Inizia su questo tema la conversazione fra Franco Bechis e Alessandro Morelli sul Tempo di Roma.
2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto, dal 2019 In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Lasciamo il nostro Alessandro Morelli a bordo dell'automobile di Franco Bechis, 2 pagine sul Tempo di Roma. E dalla Repubblica, in cronaca genovese, la questione Rixi. Per 20.000 euro rischia condanna e poltrona. Oggi la sentenza sulle spese pazze. Il procuratore di Genova Pinto ha chiesto 3 anni e 4 mesi per Rixi. All'epoca dei fatti contestati era consigliere regionale della Lega. Poco meno di 20.000 euro sono le spese, o perlomeno quelle personali, che il procuratore aggiunto, Francesco Pinto, contesta a Edoardo Rixi. Le spese cosiddette pazze, che secondo l'accusa dovevano essere pagate con soldi pubblici e invece per il pubblico ministero servivano a scopi privati o del partito, la Lega, quando Rixi si trovava in consiglio regionale. Si tratta di viaggi e hotel, per lo più. Oggi il Tribunale di Genova deciderà se l'attuale viceministro Rixi è colpevole o innocente. Per seguire la linea del procuratore Pinto, che ha chiesto 3 anni e 4 mesi per fatti fra 2010 e 2012, o del legale di Rixi, Maurizio Barabino, il quale ha sempre sostenuto la totale buona fede del suo assistito. Oltre all'imputato illustre, a tremare sono 22 ex consiglieri regionali. Le contestazioni a Rixi, accusato fra l'altro di peculato e falso ideologico, vanno oltre quei 20.000 euro. Ci sono più di 36.000 euro di spese del suo allora gruppo consiliare, formato da Rixi, dall'attuale senatore Bruzzone e da Maurizio Torterolo. Secondo l'accusa, lui, in quanto capogruppo della Lega, doveva controfirmare le pezze giustificative delle spese. Non poteva non sapere dunque che i soldi pubblici legati alla regione erano in realtà usati per altri scopi. Poi deve rispondere delle spese presentate dagli altri 2, Bruzzone e Torterolo, 9.400 euro il primo, 42.000 euro il secondo, e infine 688 euro perché avrebbe presentato spese in conto terzi. Una parte delle somme sono state restituite da Rixi. Questo per il PM non cancella la responsabilità. A non aiutare il sottosegretario la decisione di Torterolo di patteggiare 2 anni di pena. Se la pena fosse superiore ai 2 anni per Rixi, la legge Severino, in particolari casi, prevede la sospensione immediata da parlamentare anche in caso di condanna in primo grado. Mentre per la carica di viceministro la decisione sarebbe politica, perché la Severino vale solo per le cariche elettive. C'è poi la battaglia scatenata dalla modifica alla legge Spazza Corrotti, definita da alcuni Salva Rixi, che prevede la derubricazione del reato di peculato in indebita percezione di erogazioni pubbliche, il che si tradurrebbe in una pena più soft, come staremo a vedere oggi cosa succede. Mentre la Lega intanto fa i conti degli errori fatti a Bergamo. Qui siamo all'eco di Bergamo, freddezza fra Stucchi, il candidato sconfitto, e Belotti, il deputato bergamasco. Settimana prossima il direttivo sui risultati delle elezioni a Bergamo, di cui magari parleremo dopo con Alberto Ribolla alle 9 nel Qui Parlamento, deputato bergamasco. Mentre siamo a Torino e Piemonte, la Lega passa all'incasso, Cirio difende la sua giunta, il neopresidente, sulla cultura il primo derby, scrive La Stampa di Torino, Carroccio e Fratelli d'Italia si contrendono la poltrona dell'assessore alla cultura, il presidente blinda Gabusi alle infrastrutture, lunedì il vertice chiave per la giunta. Andiamo a Genova col secolo XIX, anche qui troviamo un'analisi sulla Lega. Nella città di Genova, il partito vincitore quartiere per quartiere, lo vedete qui, in rosso il PD, in verde la Lega. Nei quartieri bene vola il PD, il Carroccio trionfa nelle periferie. E comunque è il secondo partito a un'incollatura dal PD anche a Genova città.
E ancora andiamo in tema di Lega al Messaggero Veneto, siamo in Friuli Venezia Giulia, dopo il voto in regione, forte con il simbolo, debole nei comuni, alla Lega ora serve una classe dirigente, la Lega sfonda alle europee, ma alle amministrative gli ex padani sono usciti sconfitti in molte occasioni. Salvini e Federica trainano alle elezioni nazionali e regionali un partito che per i comuni sbaglia spesso i candidati. Le debacle a Fagagna e Gonars lasciano il segno all'interno del gruppo friulano. Singh perde in casa il confronto elettorale a Morsano, Grattoni quello a San Giovanni, insomma il problema è la classe dirigente per i comuni. Intanto dal giornale di Vicenza, la Lega fa il botto anche in città, in 5 anni il dato è colossale, la Lega è passata dal 10% a Vicenza al 38%. Manuela Dallago commenta, storica leader leghista vicentina, Salvini coglie il sentimento degli elettori, non ho più la tessera ma lo voto, la parabola del Carroccio che abbandona la parola nord e fa il pieno di consensi, schiacciando Forza Italia. E poi abbiamo sempre dal giornale di Vicenza Giancarlo Giorgetti, l'abbiamo sentito ieri in commissione federalismo fiscale, entro il 2021 costi standard al 100%, dice Giorgetti. L'autonomia è un'occasione storica, è il momento che sia la politica a discuterne e giungere alle soluzioni che non minano certo lo Stato. Il metodo è chiaro, si definiscono le materie da trasferire e le risorse per i servizi essenziali. Detto questo, torniamo al Corriere della Sera con l'allarme europeo sul debito italiano, pochi progressi, regole violate, la lettera della Commissione europea Dombrovskis e Moscovici e poi la risposta del Ministero del Tesoro. Andiamo avanti con le cessioni, le vendite di roba pubblica e gli stimoli alla ripresa. Il vertice con il Premier Conte, no a una manovra bis. Voltiamo pagina, siamo all'intervista a Giorgio Gori, riconfermato sindaco a Bergamo per il PD, serve un alleato, no a operazioni di laboratorio, il nostro candidato premier Sala, il sindaco di Milano, o Calenda, dice il neosindaco di Bergamo. C'è poi Gianluigi Paragone che scrive una letterina di precisazione al Corriere, caro direttore, scrive l'ex direttore del quotidiano La Padania, senatore da un anno del 5 Stelle, non è mia abitudine lamentarmi degli articoli, ma rispetto all'intervista pubblicata ieri sul Corriere mi viene attribuita la frase «ha fatto male pure da ministro» in riferimento a Di Maio. Questa frase non si ritrova nell'intervista, ma giudicando positivamente il governo, valutando il suo operato come ministro del lavoro con le parole «mi è piaciuto», non capisco cosa possa avere indotto a un titolo contro il capo politico del Movimento 5 Stelle tanto azzardato. Inoltre, ho caratterizzato il mio anno di vita parlamentare e la campagna elettorale sui temi del decreto dignità, sul reddito di cittadinanza, sul salario orario minimo e sono assolutamente soddisfatto del lavoro di Di Maio. Come ministro, lo preciso per correttezza, per verità, è una persona che stimo. Bla 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 bla, scrive Gianluigi Paragone. Intanto, a proposito dei 5 Stelle, in Piemonte i 5 Stelle ci hanno tradito la solitudine del popolo. No TAV, a Susa non è stato riconfermato il sindaco. Plano, il vento è cambiato, in questa fase vince il sì, dice il sindaco medesimo anti-TAV. Andiamo a Berlino invece, non votate per la CDU, è il video di un influencer su YouTube che mette in imbarazzo AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, che succederà ad Angela Merkel alla guida della CDU nel 2021. È stato visto da 13 milioni di persone il video contro la CDU e l'erede di Angela Merkel chiede regole per il web. L'Unione Giornalisti Tedeschi reagisce, la Karrenbauer non sa fare comunicazione nell'era digitale. Sempre dal Corriere della Sera, intanto andiamo rapidi alla pagina ancora degli esteri. In Qatar, tangenti e delusioni, va in crisi il calcio parigino, il patron miliardario qatariota del PSG, del Paris Saint-Germain, sotto accusa. Il calciatore Mbappé minaccia di andarsene. La Qatar Investment Authority è il fondo sovrano del Qatar. In Francia, oltre ad avere investito nel Paris Saint-Germain, detiene quote della società petrolifera Total e del gruppo multimediale Lagardère, palazzi e hotel di lusso a Parigi. Ha investito in diritti TV e mercato dell'arte. Per il Paris Saint-Germain ha messo a disposizione quest'anno 500 milioni di euro. Tangenti, delusioni, il calcio parigino in crisi perché non è parigino, è qatariota. Mentre chiudiamo dal Corriere della Sera con la pagina della cultura,
Esiste anche questa, ragazzi. Quando sento la parola cultura metto la mano alla fondina, diceva un noto statista del trascorso Novecento. Comunque parliamo di cultura con John Cage. Prima le parole, poi forse le note. John Cage, maestro del silenzio, il saggiatore, ripropone il fondamentale libro di John Cage del 1961. Il testo di un autore che si scoprì rivoluzionario. Silenzio di John Cage è il titolo del libro edito da Il Saggiatore, con la prefazione, finora inedita in Italia, di Kyle Gunn. Il libro uscì nel 1961. Per quanto concerne invece le notizie economiche, da Milano Finanza Mediaset torna in Germania, il gruppo televisivo di Berlusconi diventa socio forte di ProSiebenSat 1. A 20 anni di distanza dall'ingresso nel capitale di Kirch Group, il Biscione rileva il 9,6% della public company tedesca per avviare un progetto di polo europeo con investimento da 340 milioni. Invece a Il Giornale se la vedono male, i fratelli Berlusconi sono pronti a venderlo. Dopo aver chiuso il 2018 con una perdita di ben 9,6 milioni, i Berlusconi valutano la cessione dell'intero capitale de Il Giornale, diretto da Alessandro Sallusti. Mancano pochi giorni al 5 giugno, quando scatterà la chiusura della redazione romana de Il Giornale, operazione che prevede il trasferimento a Milano dei giornalisti in organico. L'annuncio da parte della società che edita il quotidiano diretto da Sallusti, la SEE, Società Europea Edizioni, era arrivato a marzo, dopo la chiusura dell'ennesimo bilancio in rosso, perdita di 9,63 milioni nel 2018. Si prevedeva anche una performance non molto diversa per l'esercizio in corso. I problemi de Il Giornale si sono protratti nel tempo, i costi del lavoro e di struttura che hanno portato il quotidiano a perdite non più sostenibili per gli azionisti, un contesto in cui la decisione di chiudere la redazione romana e il futuro ricorso a contratti di solidarietà potrebbero non essere sufficienti a risollevare la situazione, e così il futuro de Il Giornale torna d'attualità. Potrebbe esserci anche la disponibilità da parte degli azionisti di maggioranza a vendere, a far entrare nuovi soci, se non addirittura a vendere la società editoriale, che oggi è controllata col 57,1% dalla PBF di Paolo Berlusconi. Nel capitale figura anche la Mondadori col 36,8% e l'editore Roberto Amodei del Corriere dello Sport e Tutto Sport con il 6,1%. Una scelta che porterà probabilmente i soci di riferimento a garantire una dote economica al compratore, cioè chi se lo compra bisogna dargli dei soldi perché il giornale è messo male. Mentre a proposito di comprare, Lactalis mette 300 milioni sul parmigiano, il gruppo francese compra l'80% del produttore e distributore di parmigiano Nuova Castelli. Dopo Galbani, Vallelata, Parmalat, ai francesi anche l'eccellenza emiliana. Diventa così l'Italia il loro secondo mercato, si rafforzano in Francia, Germania, UK e Russia. E ancora Francia-Italia, e ancora Lactalis. Lactalis ha comprato l'80% di Nuova Castelli, azienda produttrice, principale esportatrice del parmigiano reggiano. L'ha comprata peraltro dal fondo inglese Charterhouse Capital Partner. Lactalis rafforza la sua leadership nella distribuzione dei formaggi italiani DOP sui mercati internazionali. Intanto è guerra sul 5G di cui parla spesso il nostro condirettore Morelli. L'Unione Europea sta a guardare, scrive Guido Salerno Aletta sempre su Milano Finanza. Bruxelles non fiata di fronte all'escalation della guerra commerciale Stati Uniti-Cina. L'Europa era partita col piede giusto, il GSM, ma ben presto hanno preso il sopravvento le lobby degli ex monopolisti di rete e dei costruttori di apparati, privi di strategia di sviluppo. L'America scaglia fulmini contro la Cina. Di mezzo ci sono gli sviluppi economici e strategici della diffusione della tecnologia 5G e dell'intelligenza artificiale, e l'Europa neppure boffонchia, è consapevole di aver dissipato l'immenso capitale tecnologico che aveva fino alla metà degli anni 90. Sull'intelligenza artificiale e il cyberuomo oggi avremo una puntata di Onda Libera alle 10.40 con la scrittrice Enrica Perucchietti, che ha dedicato il suo ultimo libro a questa questione del cyberuomo. Sembra cosa strana, ma non lo è per niente. Tutta colpa di Bruxelles, scrive Guido Salerno Aletta. Siamo in ritardo sulla partita tecnologica. Mentre lasciamo appunto il Corriere della Sera
E andiamo alla cronaca intanto locale. Intanto c'è la cronaca milanese, ma del giornale. Il comune di Milano vicino all'Intifada, il suo simbolo contro Israele, il logo sulle locandine di un evento degli ultra filo-palestinesi, il simbolo del comune di Milano accostato ai sostenitori della resistenza o Intifada palestinese e ai fautori del boicottaggio di Israele. È l'appuntamento di sabato che diventa un caso. Proteste in consiglio nelle associazioni filo Israele nella comunità ebraica. Pratiche israeliane nei confronti del popolo palestinese e apartheid. È il titolo di un rapporto che sarà presentato al CAM Gabelle in via San Marco. L'incontro è promosso da Milano in Comune e Milano Progressista. Per quanto riguarda le cronache locali ci arriviamo dopo. Intanto vi segnalo dal settimanale Oggi un viaggio al Quirinale. Vi portiamo a Casa Mattarella per il 2 giugno. Paola Saluzzi fa da Cicerone in TV e per noi, un viaggio nella residenza che dopo le elezioni europee è sempre più il cuore del potere. Tante curiosità, la cappella dove si lavavano i piatti, tante belle cose, la grande sala da pranzo, le 2 lancia del presidente, 105 carrozze, la cappella Paolina e del conclave, e intanto il Quirinale ci costa più del Palazzo Reale inglese e di casa Trump. Sono sempre meno i dipendenti del Quirinale, ma sono pur sempre molti più di quelli della Casa Bianca. Sono 371 in più. Il presidente Mattarella si è tagliato lo stipendio rinunciando alla pensione da insegnante universitario, ma nonostante ciò percepisce più dell'inquilino dell'Eliseo Emmanuel Macron. Quanto di più? 58.000 euro. Rispetto a 10 anni fa il Quirinale costa meno, ma ancora più di Buckingham Palace. 132 milioni di euro in più costa il Quirinale rispetto a Buckingham Palace a Londra. La Presidenza della Repubblica spenderà quest'anno 224 milioni di euro. Ci sono gli arazzi, verrebbe una rima un po' oscena, da riqualificare, i lavori di manutenzione nella tenuta di Castel Porziano da finanziare, e via dicendo. Con ciò lasciamo il simpatico settimanale Oggi, andiamo al Quotidiano Nazionale. Giorno, Nazione, Resto del Carlino. Il Giorno ci racconta con Gabriele Moroni di 6.000 lombardi spariti nel nulla, scomparsi. Troppe vite sparite nel nulla, denunce al commissario per le persone scomparse, sono in aumento i casi di minori, 57.713 al 31 dicembre scorso, le persone da rintracciare in tutta Italia, 6.103 in Lombardia. Il commento per la politica è affidato al direttore del Quotidiano Nazionale Michele Brambilla. Da Craxi a Salvini, a chi serve l'uomo nero? C'è una parte della politica e del giornalismo che ha sempre bisogno di un mostro. Andreotti, Craxi, Berlusconi, Renzi, adesso Salvini. Il rivale non è un politico da contrastare, ma il cattivo, un demonio, il pericoloso, contro cui mobilitare le coscienze civili. Ma funziona questo modo di opporsi? Non credo. Nelle ultime settimane di campagna elettorale questi attacchi contro Salvini si sono intensificati. Gli hanno dato del fascista, del berlusconiano. Di Maio gli ha lanciato bordate un giorno sì, l'altro pure. Sarà un caso, ma prima di questi attacchi i sondaggi davano la Lega al 28-29%. Dopo Salvini è tornato al 34% e passa. Di Maio era stimato attorno al 24% e precipitato al 17%. Scrive Michele Brambilla, mentre sempre dal Quotidiano Nazionale, minori sempre online e rischio di psicosi, l'SOS dei pediatri, perdono ore di sonno, sono distratti, sono più scarsi nello studio. I genitori devono stabilire le regole di utilizzo di smartphone e tablet. Secondo i pediatri l'utilizzo di tablet e telefonino andrebbe vietato quando si mangia a tavola, pranzo e cena. L'utilizzo di smartphone e tablet andrebbe limitato anche quando si fanno i compiti. Prima di andare a dormire è meglio tenere lontani i figli dagli smartphone. I genitori devono generare zone franche nella vita dei propri figli, libere dalla tecnologia. Lasciamo Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino, andiamo al Fatto Quotidiano che tra le varie cose mette in primo piano la procura, il tribunale anzi di Roma, l'intreccio tra magistrati Pignatone e Pinotti, l'ex ministra a cena dal lobbista
Piero Amara di Siracusa al centro di varie vicende giudiziarie con il pubblico ministero. L'ex procuratore al tavolo nel 2014 con il faccendiere Centofanti, arrestato, e l'ex ministro Pinotti. Scrive Marco Lillo, tutti insieme più o meno appassionatamente. L'incontro risale al periodo di Natale 2014 con tutte le rispettive consorti. Il Fatto svelò l'inchiesta a settembre, ma allora Unicos della Pro Ermini e nessuno riprese questa inchiesta. Giuseppe Pignatone, quando era procuratore, a cena con Luca Palamara insieme al faccendiere Centofanti. E sempre dal Fatto Quotidiano la nomina del nuovo capo della Procura di Roma che scatena la guerra, lotte interne tra i magistrati dopo il voto in commissione che ha proposto Viola da Firenze come futuro capo. E poi i viaggi a Ibiza e Dubai, li mortai che inguaiano Palamara, l'ex consigliere del CSM e segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, indagato per hotel pagati dall'imprenditore Centofanti. La replica dice: mai interferito, tutte le ricevute degli aerei, non ho mai ricevuto regali. E ancora dal Fatto Quotidiano però vi segnalo pure 2 pagine dedicate, pagina 18 e 19, ai cyberattacchi. Siamo tutti sotto cyberattacco, nuovi rischi, vecchie storie. Secondo la multinazionale dell'information technology Accenture, gli attacchi informatici potrebbero costare alle aziende 5.200 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni. 735 miliardi dal settore high tech, 642 dal life science, 505 dall'automotive. Per le compagnie assicurative il business contro i cyberattacchi vale 4 miliardi e mezzo di dollari, 10 entro il 2020, scrive il Fatto Quotidiano. La Verità mette in primo piano invece, con il direttore Maurizio Belpietro, Di Maio che mette il governo in mano a 50.000 grillini. La piattaforma Rousseau decide se deve dimettersi. Il vice premier non vuole farsi giudicare dai colleghi a 5 Stelle smaniosi di fargli le scarpe. Incassa il via libera di Grillo e oggi probabilmente quello degli iscritti. Se non fosse così il governo avrebbe le ore contate. Intanto la Lega vuole un Consiglio dei Ministri per varare la flat tax e pressa Conte, il quale corre da Mattarella. In primo piano 2 altri articoli che riguardano la Chiesa Cattolica. Viganò, Monsignor Viganò, già protagonista per La Verità del dossier con cui accusava il Papa, dice che Bergoglio mente sul caso del cardinale McCarrick e il sito del Vaticano censura le frasi del Papa. Non sapevo nulla, ha detto il Papa in un'intervista a una TV messicana, rispondendo all'ex nunzio Viganò, che però contrattacca. Nella traduzione italiana cancellata una risposta di Francesco, il Papa. Mentre Parolin, segretario di Stato, ministro degli esteri del Vaticano, apre a Salvini: la Chiesa deve arrendersi, commenta Giorgio Gandola. Dialoghiamo con Salvini, dice Parolin. A centropagina invece la guerra dei giudici a Roma, ci torniamo subito con Giacomo Amadori, ma anche Francesco Borgonovo che si occupa di Gucci, che manda in passerella gli abiti pro aborto. Sui quotidiani pubblicità invece con i gay. Ma per quanto riguarda Roma, la guerra dei giudici e dei giornali, scrive Giacomo Amadori, per prendersi la procura di Roma. Repubblica e Corriere della Sera sparano per azzoppare il favorito, ma scordano un nome. La nomina del nuovo procuratore capo di Roma sta agitando magistrati e giornalisti di complemento, scrive Amadori. Tanto che ieri abbiamo registrato l'utilizzo di armi non convenzionali. Tutto inizia giovedì, quando la 5ª commissione CSM attribuisce 4 voti al candidato procuratore Marcello Viola, mentre Franco Lovoi, procuratore di Palermo, successore annunciato di Pignatone, resta al palo con un solo voto, scrive Amadori. Il giorno successivo su Repubblica esce un veemente articolo che annuncia la guerra contro Viola in nome dell'indipendenza della magistratura e della lotta alla mafia, che sembra che sia un retaggio esclusivo del duo Pignatone-Lovoi. Insomma, Repubblica appoggia Lovoi come nuovo capo della Procura di Roma. A inizio settimana La Verità e Il Fatto iniziano a indagare su una pratica aperta al CSM su un esposto del PM Stefano Fava contro Pignatone e Ielo. Questi 2 ultimi magistrati vengono messi a conoscenza di questi articoli in preparazione sulla Verità. Ielo annuncia dure risposte al CSM, Pignatone tace. La questione sembra fermarsi lì, ma nelle stesse ore
non sappiamo se in un ufficio di procura o al CSM, parte la controffensiva. Che succede? Che una manina passa una velina al cianuro su uno dei possibili grandi elettori di Viola, il segretario di Unicost, ex consigliere del CSM, Luca Palamara, autocandidatosi a procuratore aggiunto di Roma. Il PM è indagato per corruzione a Perugia. Gli inquirenti stanno ispezionando la sua vecchia attività al CSM di Palamara. La Repubblica piazza in prima pagina col titolo Corruzione al CSM e il sommario spazza ogni dubbio sull'obiettivo di Repubblica con questo riferimento a Palamara, è l'uomo chiave degli accordi per la nomina del procuratore di Roma. Si denuncia il mercato delle toghe e l'articolista ci informa, Carlo Bonini, che l'indagine della PM Gemma Migliani e della Guardia di Finanza procede per corruzione, perché nell'amicizia tra Palamara e Centofanti, un lobbista PD arrestato nel 2018, c'è qualcosa, viaggi e regali galanti, che viene ritenuto vada molto al di là dell'opportuno. Tutto qua, scrive Amadori sulla Verità. Ma Repubblica omette di far sapere ai suoi lettori che a frequentare in qualche cena Centofanti era anche il loro paladino Pignatone, che il 19 marzo scorso lo aveva ricordato in una lettera al PM Fava, aggiungendo di essersi preoccupato di far trasferire da Milano a Genova il fratello di Centofanti, capitano della Guardia di Finanza, Andrea Centofanti, grazie ai suoi rapporti con l'ex comandante generale delle Fiamme Gialle, Capolupo. Lo stesso Andrea Centofanti nel maggio 2016 viene arrestato per un presunto ricatto. Che ambientino! Ma il vero obiettivo di Repubblica è il presunto asse tra Palamara e Cosimo Ferri, ex segretario di magistratura indipendente, la stessa corrente del procuratore di Firenze Viola, sottosegretario alla giustizia in 3 governi e deputato PD. Per il quotidiano sarebbero Palamara e Ferri a puntare su Viola. Insomma, siccome Repubblica vuole lo vuoi, deve sputtanare quell'altro candidato, vale a dire Viola, che è appoggiato da Palamara e Ferri, e quindi attacchiamo Palamara. Molto divertente, divertente, osceno e schifoso, la guerra dei giudici e dei giornaloni per mettere le mani sulla procura di Roma. 2 articoli di Repubblica e Corriere della Sera su un'indagine su Palamara, ma il vero bersaglio, scrive Giacomo Amadori, è azzoppare il procuratore Viola come successore di Pignatone. Di complemento, sulla Verità, abbiamo un articolo di Fabio Amendolara, altro cronista giudiziario molto efficace, sui fantasmi siciliani che inseguono l'ex capo dei pubblici ministeri della capitale di Roma. I discussi rapporti familiari dei Pignatone a Palermo, Falcone non si fidava di lui. Cosa ci racconta Amendolara? L'esposto al CSM del pubblico ministero di Roma Stefano Fava contro l'ex capo Pignatone, che avrebbe dovuto astenersi da un'inchiesta sull'ENI perché suo fratello, tributarista Roberto Pignatone, avrebbe avuto rapporti economici con lo studio di avvocati Amara e Calafiore, consulenti dell'ENI, arrestati nel 2018. L'esposto al CSM sembra rievocare vecchie storie siciliane che il procuratore Pignatone si era lasciato alle spalle. Nel 2003, infatti, il professor Pignatone, fratello del magistrato, viene nominato consulente di Totò Cuffaro, presidente della Sicilia, in quel momento sotto inchiesta per la soffiata fatta al costruttore Michele Aiello, ingegnere indicato dai pentiti come prestanome di Bernardo Provenzano. A coordinare le indagini Pignatone, all'epoca bacchettato da Repubblica per le perplessità di ordine familiare. A Roma però Pignatone lascia una pletora di prefiche che ancora lo rimpiange. Carlo Bonini su Repubblica, citando fonti qualificate, ricostruisce addirittura che ci sarebbe un progetto per azzerare negli uomini, nelle prassi, nel rapporto con la politica e il palazzo l'eredità di Pignatone a Roma. E sostiene Repubblica con Bonini che ci sia chi voglia disarticolare il network di collaborazione virtuosa a cui Pignatone ha lavorato nel tempo, mettendo in sintonia gli uffici giudiziari del paese come Milano, Napoli e Palermo. In Sicilia però molti colleghi storcono il naso. Perché? Magari lo vediamo tra poco. E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it.
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ed ora, che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Oggi sereno e limpido al mattino, in giornata passaggio di nubi alte. Domani ben soleggiato, qualche cumulo nel pomeriggio, asciutto e temperature massime spesso oltre i 25 gradi. Sabato sempre ben soleggiato, asciutto e caldo. Domenica soleggiato e caldo, ma avremo cumuli sui monti nel pomeriggio con possibilità di qualche rovescio. Lunedì parzialmente soleggiato con molti cumuli e aumenta il rischio di rovesci e temporali nel pomeriggio e in serata. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Allora, lasciamo Fabio Amendolara che ricorda come Falcone non si fidasse affatto di Pignatone, di Giuseppe Pignatone, e Falcone diciamo pure che non era proprio un cretino, mentre tra pagina 2 e pagina 3 abbiamo i travagli della Chiesa Cattolica. Anche se adesso lo nega, il Papa sapeva di McCarrick, dice Monsignor Viganò smentendo Bergoglio. Intanto il Papa ammette, non mi ricordo, la sala stampa censura il dubbio. Insomma, la verità torna sulla sua storia delle denunce di abusi e via dicendo, delle quali il Papa avrebbe coperto McCarrick, il cardinalone maialone. Mentre a pagina 7, cambiamo decisamente argomento, c'è un pezzo del nostro amico economista Fabio Dragoni, una mozione di tutto il Parlamento per introdurre i famosi mini bot. Eccoli qua che ricompaiono. I mini bot, dalla Lega fino al PD, la Camera chiede al governo di introdurre titoli di Stato di piccolo taglio per pagare i debiti della pubblica amministrazione. Da cavallo di battaglia della Lega, punto programmatico del centrodestra per le elezioni politiche 2018, a clausola del contratto Lega 5 Stelle, obiettivo condiviso, infine in una mozione parlamentare, questa è l'ultima novità, promossa da Forza Italia e votata anche dal Partito Democratico, oltre che dalla maggioranza. Hanno attraversato indenni competizioni elettorali, scaramucce dialettiche sui talk show, sono i mini bot, vale a dire titoli di Stato di piccolo taglio emessi dal Ministero dell'Economia in forma cartacea, utilizzabili in alternativa agli euro per pagare le tasse. La mozione bipartisan approvata martedì scorso alla Camera impegna il governo a sbloccare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni verso professionisti e imprese, agevolando il meccanismo di compensazione tra crediti commerciali e debiti tributari tramite la cartolarizzazione di crediti fiscali anche attraverso strumenti come i titoli di Stato di piccolo taglio. In soldoni, i mini bot. Il documento presentato dal deputato di Forza Italia Bardelli ha raccolto il consenso del capogruppo Lega Molinari per essere appoggiato dai grillini e dal PD. Così Fabio Dragoni sul quotidiano La Verità. Nella formulazione finale si materializzano titoli di Stato al portatore di piccolo taglio, il cui valore potrebbe variare da 5 a 100 euro, utilizzabili come moneta corrente, pur non prevedendo la futura legge alcun obbligo di accettazione da parte dei privati come corrispettivo per prestazioni rese, come avviene già oggi con i ticket restaurant. Non verrebbe contratto alcun debito aggiuntivo perché i debiti verso fornitori sarebbero sostituiti dalla voce debiti rappresentati da titoli. Se lo Stato pagasse i propri debiti in mini bot per 70 miliardi,
Cosa accadrebbe alla nostra economia? Potrebbero essere utilizzati per il pagamento di imposte e contributi, di conseguenza anche nella spesa di tutti i giorni. Dal momento che il nostro PIL è 1.700 miliardi e i consumi delle famiglie pesano per 1.050, l'immissione di 70 miliardi di mini bot determinerebbe un incremento dei consumi intorno al 7%. Uno shock positivo, solo parzialmente controbilanciato dalla ripresa delle importazioni. Così scrive Fabio Dragoni. Vedremo di sentirlo oggi in giornata. Intanto vi segnalo sul quotidiano La Verità anche l'intervista di Daniele Capezzone a Sergio Vento, ambasciatore a Washington, poi a Parigi e Belgrado, una delle poche personalità della diplomazia italiana ad avere intuito i fenomeni Brexit e Trump. Macron è isolato, l'Italia spezzi l'asse Parigi-Berlino, dice l'ambasciatore Sergio Vento, che smonta i totem degli euroentusiasti. La Merkel è stufa della Francia, l'Italia è a tratti su industria e concorrenza. L'innamoramento per l'Eliseo non fa cogliere i suoi sbagli. La cancelliera punta al post Juncker, è un'occasione anche se la Farnesina è sede vacante. Mentre il Movimento 5 Stelle dà il governo in pasto al web, e Grillo e Casaleggio graziano Di Maio. Sono pronti ad assolverlo 50.000 nerd, 50.000 navigatori. Da segnalare ancora sulla Verità l'intervista di Alessandro Rico al filosofo Diego Fusaro, si era candidato sindaco di Gioia Tauro in Calabria. La sinistra fucsia alla Gad Lerner oggi farebbe inorridire Gramsci. Gramsci passava il tempo con gli operai in fabbrica, gli Intello gustano aragosta in terrazza, le classi subalterne, lui ne voleva il riscatto, questi altri le disprezzano. Intanto la Lega sfonda anche nelle aree più colte. I dati, scrive Antonio Grizzuti, smentiscono la tesi secondo cui Salvini conquista solo persone poco istruite. Il carroccio cresce dove ci sono più diplomati, come il PD. Per il Movimento 5 Stelle invece è il contrario, scrive La Verità, che lasciamo con la Fininvest che si prepara alla TV europeista investendo in Germania. Mediaset acquista il 9,6% di ProSiebenSat 1 Media. Berlusconi Junior dice creiamo valore in una logica internazionale. E poi Carlo Cambi si occupa, come ha sempre fatto in questi mesi, della vicenda di Pamela Mastropietro, la mattanza di Macerata, ergastolo alla belva nigeriana che violentò e fece a pezzi Pamela. Massimo della pena per Osegale, lo spacciatore clandestino riconosciuto colpevole di stupro e omicidio della diciottenne. Cercate i complici, dice la madre di Pamela. La decisione è giunta dopo 6 ore di Camera di Consiglio. Condanna anche per vilipendio di cadavere. L'extracomunitario aveva precedenti per spaccio di droga e un decreto di espulsione che tuttavia ha ignorato restando in Italia fino all'assassinio. Così Carlo Cambi. Vediamo Repubblica come apre in prima pagina. Il Quirinale dà l'allarme. Il Colle, cioè Mattarella, è preoccupato per l'economia e chiede un governo che sappia decidere, scrive Repubblica, mentre Salvini attacca nell'ordine Lerner, Saviano e Fazio. Con loro in Rai non c'è cambiamento. Tutti sanno che Lerner, Fazio e Saviano sono il cambiamento. E state lì a discutere? Mentre va in onda l'editto padano, scrive Sergio Rizzo. I complici del manganello è l'altro bellissimo titolo di il pezzo di Francesco Merlo. La polizia che denunzia se stessa, ci conforta ma non ci basta. Qui il brutto fatto di cui abbiamo parlato ieri a Genova, la pestaggio del cronista. Diciamo subito che a noi, a Repubblica, che giovedì scorso a Genova alcuni poliziotti hanno frantumato le dita, fratturato una costola, ha coperto il corpo di lividi. La vicenda del cronista di Repubblica pestato dalla polizia, poi ne parliamo a parte. Intanto la Repubblica per tirare la volata al procuratore che gli piace a loro, come denuncia Giacomo Amadori sulla Verità, continua l'inchiesta sui magistrati sotto accusa, nomine e corruzione, altri 3 indagati, coinvolto un consigliere del CSM, nel mirino anche la lotta per la procura di Roma. Palamara, accusato perché sosterrebbe un candidato diverso, lo vuoi, si difende, non ho mai interferito nelle scelte. 2 pagine dedica Repubblica
ad altri 3 indagati nel mercato delle toghe. Mentre a pagina 7 di Repubblica abbiamo l'intervista a Massimo D'Alema, che è riassunta così mirabilmente da Repubblica: il PD non sa come si parla agli operai. Lo sa lui che parlava con Condoleezza Rice. Bye bye Condi, quando faceva il figo da premier. Il risultato delle europee è positivo, dice D'Alema, ma la sinistra resta da ricostruire. Surreale il dibattito sul centro, però il titolo è bello: il PD non sa come si parla agli operai. Armando Siri è intervistato anche da Repubblica: io riabilitato dal voto e dal piano sulla mia flat tax, dice Siri, mi sono emozionato per il ritorno in Senato, non godo per le disgrazie dei 5 Stelle, ognuno risponde delle sue azioni, dice Armando Siri. Mentre sempre da Repubblica, Italia bloccata, rinviate opere per 16 miliardi, stop a 202 cantieri dell'ANAS, pesano la burocrazia e 1,8 miliardi finiti al reddito di cittadinanza, scrive Repubblica. E ancora da Repubblica vi segnalo, tuttavia, in pagina di cultura, l'articolo di Alberto Mario Banti su dove nascono i simboli del nazionalismo, l'importanza della storia. Siamo una comunità biopolitica il cui legame è dettato dal sangue. Prima noi, poi gli altri. Un viaggio alle origini delle parole d'ordine del sovranismo. Se vogliamo, il sovranismo nasce con la famiglia. Cosa c'è di più sovranista della famiglia? Prima noi, prima la famiglia. Sono ideologie che risalgono non solo alle declinazioni estreme del Novecento, fascismo e nazismo, ma più indietro, ai primi dell'800. E così Repubblica, sempre da Repubblica, e tuttavia sempre in pagina non più di cultura ma di spettacoli, c'è una bella intervista a Gerry Scotti, un personaggio che molti amano e conoscono, naturalmente lo conoscono tutti. Mi hanno salvato i pannolini, volevo smettere a 60 anni ma mi hanno cercato ancora. Quando farò ospitate da un programma all'altro, abbattetemi, dice Gerry Scotti. La politica non faceva per me, è stato deputato del PSI e avrei dovuto capirlo il giorno prima dell'insediamento come deputato. A 63 anni Virginio Scotti, detto Gerry, gigante TV da protagonista. Striscia, il preserale di Caduta Libera e a rotazione nell'arco dell'anno una decina di altri programmi, un'alluvione di spot. Su altri nomi eccellenti della TV generalista commerciale no, si teorizza e si fa filosofia. Lui è una macchina, forse la macchina della TV, scrive Repubblica. Diciamo Repubblica. E andiamo alla Stampa. La grande paura dei 5 Stelle, la Lega vuole il voto alla fine di settembre. Anche qui troviamo la oggi immancabile intervista ad Armando Siri. Il fuoco del Movimento 5 Stelle contro di me non ha pagato, dice Siri alla Stampa di Torino. Continuo a dare il mio contributo anche se ora sono fuori dal governo. Rixi, non credo proprio che Matteo sarà d'accordo con un'eventuale richiesta di dimissioni. Il leader della Lega mi ha chiamato quasi tutti i giorni e questo mi ha certo fatto piacere. Non mi sono mai sentito reietto perché non ho nulla per cui fare mea culpa, dice Siri alla Stampa. E ancora dal quotidiano torinese, attenzione, 125 milioni da ultimo, più tutti quelli che abbiamo pagato prima per il quotidiano L'Unità. Andate su Google, come dice il grandissimo Silvio, e digitate L'Unità quotidiano, 125 milioni di euro naturalmente, e trovate una bella storiella. L'allora tesoriere dei DS, sempre grazie a lui, Sposetti, Ugo Sposetti, DS e precedentemente PC, PDS, DS, il tesoriere insomma escogitò una norma che fu poi approvata, che mise a carico della Presidenza del Consiglio il debito dell'Unità. 125 milioni era l'ultimo debito con le banche varie e ce lo siamo pagati noi. Onore e gloria, mentre stiamo discutendo di noi, di Radio Radicale e tutto il resto. Benissimo, 125 milioni scivolati così, in sordina. Da ultimo, ripeto, oltre a tutti i soldi dati prima, per il quotidiano L'Unità. Per i debiti, ora l'Unità di Gramsci riapre in salsa sovranista, Ciumbia. Contatti tra l'editore Pessina e il gruppo Belpietro, La Verità e Panorama. Ipotesi Luca Telese per la direzione. A giugno scadrà la cassa integrazione. Quasi quasi io chiedo il trasferimento da RPL all'Unità. Voglio andare a lavorare all'Unità. Mi spiace, ci salutiamo qui. Dal prossimo mese, quando è che riapre i battenti?
ci lavorano da giorni. Quando Maurizio Belpietro ha firmato come direttore un numero dell'Unità lo scorso 25 maggio, molti avevano pensato che non si trattasse solo di un favore agli amici editori, i costruttori Pessina, e neppure di una provocazione verso la sinistra. Infatti il rapporto tra Belpietro, editore e direttore della Verità e di Panorama, e il quotidiano, fondato da Gramsci, potrebbe essere soltanto all'inizio, nonostante la rivolta dei giornalisti, una trentina, che sono in cassa integrazione. Certo che gli tocca un bel destino a quelli dell'Unità, passare sotto la direzione di Maurizio Belpietro, dal comunismo a Belpietro, che sono in cassa integrazione a 0 ore dal giugno 2017, da quando l'Unità targata Renzi ha fatto flop e ha chiuso. Se i giornalisti, scrive La Stampa, hanno giudicato la firma di Belpietro un affronto alla storia del giornale, in realtà il gruppo Pessina e Belpietro stanno ragionando su una fusione dei due gruppi editoriali che potrebbero presentarsi nelle edicole con un'offerta bipartisan. Insomma, diventa l'unica verità, diciamo così. L'Unità e la Verità, cosa può nascere? L'unica verità, giusto? È una nuova testata bellissima, tra l'altro. Già La Verità era piuttosto magniloquente come titolo di una testata, no? La Verità, però ci stava, era divertente. Adesso l'unica verità, secondo me, riporta anche ai fasti, ai bei fasti dei tempi antichi. L'unica verità. La Verità e Panorama, diretti da Belpietro, presidiano l'ala sovranista e la nuova Unità sta sul fianco sinistro, l'ala destra e l'ala sinistra. Per la guida del quotidiano L'Unità si parla di Luca Telese. Fonti vicine alla trattativa confermano che sono in corso discussioni su questa ipotesi, ma nulla ancora è stato deciso. Questa è una delle notizie più interessanti della giornata, a dir la verità, e ci facciamo le pippe tra giornalisti, quindi la reputiamo una notizia interessante. Do il benvenuto al di là del vetro al nostro Davide Franzini, che nomino a sproposito nel corso della rassegna stampa, il nostro amministratore. Hai sentito, Davide, che l'Unità mi riapre con Belpietro l'ala destra, l'ala sinistra? L'unica verità si chiamerà la testata unica. No, l'Unità, l'unica verità. L'Unità e la Verità si fondono e nasce l'unica verità. Anche noi siamo adepti dell'unica verità perché la nostra mentalità è assolutamente totalitaria, come sanno da 23 anni coloro che ci ascoltano. Voltando pagina precipitiamo a Berlino. Poi uno si butta a destra, diceva Totò. L'AfD, Alternative für Deutschland, da notarsi la perfetta pronunzia, soffia sulla divisione fra est e ovest per vincere. Il direttore dell'archivio della Stasi dice che l'ultradestra alimenta la paura spaccando il paese. Parliamo di Roland Jahn, intervistato dalla Stampa. È direttore dell'archivio della celeberrima Stasi, la polizia politica della Germania comunista, la Germania dell'Est, nato e cresciuto nella DDR di cui è stato oppositore. Ora l'AfD è il nuovo mostro, soffia sulla divisione fra est e ovest per vincere. In Gran Bretagna invece Farage alza il prezzo rivolgendosi a Salvini, sarò io il capo del gruppo sovranista, che poi adotterà l'unica verità come quotidiano di riferimento. E infine chiudiamo con la cronaca dal paese, Settime nell'Astigiano, che boicotta il sindaco perché pensa solo ad accogliere rifugiati, o meglio aspiranti rifugiati. A Settime nell'Astigiano il 26 maggio l'ex sindaco e unico candidato è stato bocciato con le schede bianche e nulle. Durante il suo mandato aveva avviato un progetto per ospitare richiedenti asilo. I cittadini dicono preferiamo il commissario, il che la dice lunga. 277 i votanti, a favore 112, nulle 122, bianche 43, è meno del 51% dei voti validi richiesti. Il sindaco Guido Rosina se lo prende nell'Isca, 554 gli abitanti a Settime, aventi diritto al voto 388. Hanno trombato il candidato unico, l'unico candidato rimasto, perché era a favore dei migranti. Gli hanno detto meglio il commissario. Una beffa incredibile, uno sbeffeggio mortale quello per il sindaco, politicamente parlando naturalmente. A me mi continua a ronzare, io basta, ho finito con RPL, qua ho finito perché io vado a lavorare all'Unità. Pensa che bello, finalmente poter mettere nel curriculum che quando ti presenti in società e dici ma tu cosa fai? Faccio il giornalista, sono il direttore di RPL, che schifo, che vomito, mentre invece capirai che quarti di nobiltà dicendo lavoro all'Unità. Però non è più quella di una volta, ostriche e champagne, adesso lavoro all'Unità zozzona di Belpietro,
Che schifo, che orrore. Meglio la cassa integrazione. Mentre Libero apre la sua prima pagina con le urne cinerarie. Abbiamo un'apertura necrofila per il Movimento 5 Stelle. I resti grillini in fiamme rosolano Di Maio. Oggi referendum sul destino di Gigino, operazione inutile. Il capo dei 5 Stelle è già stato bocciato domenica. Comunque vada, sarà un insuccesso, dice Libero. Cosa votate a fare? Tanto questo qui è un morto che cammina. Mentre Vittorio Feltri, cioè Di Maio, mentre Vittorio Feltri scrive che è meglio rivotare. Ora, per favore, non dateci un governo tecnico. Se un partito 5 Stelle perde in un anno il 50% dei voti, dal 33 al 17%, deve interrogarsi sul perché. Chi è stato sconfitto è costretto a farsi da parte, in questo caso il fallito è Di Maio. Crisi di governo, però, per favore, fateci votare, non dateci un altro Mario Monti. Azzurra Barbuto, la colpa grave è del fallimento è di Casaleggio, scrive Azzurra Barbuto, appunto. Di Maio è soltanto una marionetta, il responsabile del flop è Casaleggio Junior. Filippo Facci si occupa dell'indagine sul magistrato Palamara, forse una pecora corrotta tra i magistrati. L'indagato, l'ex capo della ANM, è al centro gli accordi per la nomina del procuratore di Roma e i viaggi galanti. Forse c'è una pecora corrotta tra i magistrati, forse però ha ragione Giacomo Amadori, è una lotta che vede affiancati ai magistrati anche i giornalini o giornaloni, mentre Sandro Iacometti si occupa dell'Unione Europea che rimprovera l'Italia che invece sta benone. Bruxelles ci sgrida per il debito, ma i titoli di Stato vanno a ruba e la fiducia sale. I titoli di Stato li vendono anche agli angoli delle strade. Seppure i vigili urbani molestano un disabile, invece l'incredibile episodio in Puglia, commentato da Renato Farina. Incredibile. Se i vigili molestano un disabile, di chi ci possiamo fidare? 2 agenti cinquantenni deridono e toccano nelle parti intime un anziano invalido dopo avergli nascosto la ruota della bici. Scena filmata e condivisa sui social. La vittima pensa al suicidio. Terribile. Mentre lasciamo Libero e andiamo a Italia Oggi, addizionale IRPEF in aumento, ma prendetevela coi sindaci. Grazie allo sblocco delle imposte locali, 469 sindaci hanno ritoccato all'insù l'imposta, aggiungendosi ai 3.173 che avevano già raggiunto l'aliquota massima. Quindi praticamente in metà dei comuni italiani abbiamo l'aliquota IRPEF molto elevata. Nel nord-est anche la Meloni ha preso più voti di Berlusconi, scrive ancora in primo piano Italia Oggi, e poi la rubrica diritto e rovescio, il corsivo. In occasione del 500° di Leonardo da Vinci, la Sovrintendenza alle Belle Arti di Milano ha organizzato in piazza Santa Maria delle Grazie una bella mostra dal titolo L'ultima cena per immagini. La fotografia racconta la storia del Novecento. Le foto documentano la devastazione delle bombe lanciate dagli aerei inglesi nell'agosto del 1943. Bombe che devastarono buona parte del complesso delle Grazie, distruggendo chiostri, celle, biblioteca, il soffitto del refettorio, dove soltanto l'ultima cena rimase risparmiata per miracolo. Lì vicino, il Teatro alla Scala venne ridotto in polvere, rimase in piedi il Duomo. Tenendo presente che allora le bombe per motivi tecnici non colpivano mai esattamente l'obiettivo voluto e che il centro di Milano non era certo un obiettivo militare, l'accanimento contro i monumenti dimostra la volgarità dei comandi militari inglesi che non volevano annientare i tedeschi, ma cancellare la storia italiana. Dietro questa scelta c'era Winston Churchill, che negli anni 30 si era innamorato di Mussolini, scrive Italia Oggi col suo direttore nel corsivo di prima pagina. Mentre a pagina 5 vi segnalo il pezzo di Domenico Cacopardo: il rischio per Salvini è nell'Unione Europea, è lì che si distribuiscono le carte e l'Italia spendacciona è all'angolo. Salvini deve in fretta saper dare di sé un'immagine affidabile. Sarà brutto, sarà sgradevole, ma è un fatto incontestabile. Il futuro si decide a Washington, a Pechino, a certe condizioni a Bruxelles. Perciò chi vuole essere partecipe e protagonista delle decisioni che si assumeranno a Bruxelles e che influenzeranno l'Europa e il suo ruolo nella competizione globale, deve giocare la sua partita là, nella capitale belga e comunitaria, tessendo una tela politica che ne certifichi il suo peso e la sua rilevanza. Salvini sa bene, argomenta Cacopardo, che l'Italia e la Lega, che ne è la maggiore espressione minoritaria, hanno estremo bisogno del consenso europeo. Non possono continuare a espandere il debito pubblico, non possono sovvertire decenni di politiche economiche
votate alla convergenza e non possono continuare a battere sentieri scoscesi abbandonati dai partner. Da segnalare ancora su Italia Oggi un altro articolo, è Franco Adriano, che analizza dove la Lega ha spopolato, l'analisi regione per regione. Al nord la Lega non ha competitori, al sud resistono i 5 Stelle, ma anche Forza Italia, cresce Fratelli d'Italia. E poi ancora da Italia Oggi, Cesare Maffi, Berlusconi non è più il capo del centrodestra, ma non si rassegna. Il proprio peso elettorale è in rapporto di 1-5 rispetto a quello degli alleati. Poi c'è una chiacchierata molto interessante su Italia Oggi con un altro ospite molto spesso delle nostre trasmissioni, il professor Paolo Natale, politologo, professore di metodologie delle scienze sociali all'Università di Milano, collaboratore di Ipsos di Nando Pagnoncelli. A Salvini convengono le elezioni, dice il professor Natale, solo così potrà fare una manovra molto dura a ottobre. Salvini aveva perso quota con l'avvicinamento a Casa Pound. L'aver assunto toni più concilianti, col crocefisso in mano, la Madonnina, il tono governativo e il buonsenso gli ha consentito di riconquistare i voti moderati. Per Renzi la parola chiave fu rottamazione, per Di Maio lotta alla casta, per Salvini no all'immigrazione e all'Unione Europea dei tecnocrati. Devo dire che fra i tre Salvini ha il pacchetto politico più forte, basato sulla difesa del cittadino. L'elettore fedele non esiste più, dice il professor Natale, il tradimento non genera più sensi di colpa, il voto è sempre più volatile. Dalla fedeltà pesante di un tempo siamo passati a quella leggera in cui si votava contro o a favore del CAV. Oggi il voto è pragmatico e emozionale. PD, partito delle elite, raccoglie consensi tra quanti hanno meno paura del futuro, meno incertezze economiche, è il partito delle grandi città, del centro contro le periferie, ma non riesce a dare risposte alle paure degli italiani. Vi segnalo ancora su Italia Oggi l'articolo di Bruno Tinti, magistrato, già fondatore del Fatto Quotidiano, collaboratore della Verità, ora di Italia Oggi. Gran canea sul procuratore di Roma, i giornalisti mischiando fatti con opinioni danneggiano chi deve essere informato, sono stati asfaltati anche i magistrati in corsa. È il suo mondo, quello in cui ha vissuto una vita il procuratore Bruno Tinti. Federico Punzi si occupa dell'Unione Europea, un puzzle da rimontare, sempre su Italia Oggi. DC e socialisti tedeschi hanno perso 40 seggi ciascuno, non hanno più la maggioranza, per governare servono verdi o liberali. Ancora una volta in Italia abbiamo assistito al flop degli exit poll. E chiudiamo con la Germania. Roberto Giardina da Berlino. Dopo Merkel, forse Annalena Baerbock, fra 2 anni, in occasione delle prossime elezioni politiche, è la leader dei verdi tedeschi. Per lei gli immigrati che non si integrano vanno espulsi. È una verde fascistona. Mentre la Francia non vuole licei turchi, anche in Francia ci sono tanti fascistoni, niente licei turchi a casa propria. Parigi frena le velleità della Turchia nel settore scolastico. Chiudiamo parlando di giornali. I lettori della Stampa restano stabili, la Stampa intesa come quotidiani. Audi Press 2019, Giorno più 9%, Libero più 4%, Stampa più 3%, Repubblica più 1%, Milano Finanza più 14%. Bene ma non benissimo il numero dei lettori dei giornali in Italia, che cresce solo formalmente di un modesto più 0,2%. I quotidiani formalmente decrescono del meno 0,4%, i settimanali più 0,4%. L'unico rialzo significativo lo segnano i mensili, stando agli ultimi dati dell'Audi Press. Complessivamente il bacino di pubblico della Stampa comprende 39.900.000 italiani, più 0,2%, con i quotidiani scelti da 15.900.000 lettori, settimanali 13,3 e i mensili 11,8 milioni di lettori. La Gazzetta dello Sport ha 3,3 milioni di lettori, il Corriere 2 milioni, lettori complessivi naturalmente, il Quotidiano Nazionale 1.900.000. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio
vantaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Qui Parlamento. Ed eccoci alla nostra finestra quotidiana dentro la rassegna stampa in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera. Quest'oggi con noi, come accennato prima, Alberto Ribolla, deputato bergamasco della Lega, componente della Commissione Bilancio e della Commissione Esteri della Camera. Buongiorno Ribolla, grazie a lei. Allora, diversi temi di cui parlare, abbiamo una decina di minuti. Intanto dalla sua pagina Facebook io vedo il ringraziamento agli elettori che l'hanno votata per le comunali a Bergamo, anche se è andata male. Perché è andata male contro Giorgio Gori? Partiamo da lì e poi parliamo di questioni di carattere invece più generale, quelle desunte dalla rassegna stampa di oggi. Sì, a Bergamo purtroppo alle elezioni comunali non è andata bene, al contrario delle elezioni europee, dove in città abbiamo raggiunto il record del 33% e in provincia addirittura abbiamo superato il 51%, quindi una percentuale davvero altissima, mai raggiunta nella storia della Lega. Per quanto riguarda la città, come si sa, il competitor con il quale dovevamo gareggiare era un tal Giorgio Gori, che effettivamente ha ottenuto un buonissimo risultato già al primo turno e quindi ha riconquistato la poltrona di Palazzo Frizzoni in comune. Perché è andata male? Perché sono da ricercare, li esamineremo attentamente. Sicuramente la figura che avevamo davanti, quella di Giorgio Gori, è una figura forte, apprezzata comunque dai cittadini, al di là di alcune uscite che noi abbiamo sempre ritenuto assolutamente totalmente differenti dalla nostra linea di pensiero sulla sicurezza e sull'immigrazione, ma sull'ordinaria amministrazione insomma non c'era molto da dire. E questo è stato premiato dai cittadini che nello stesso giorno hanno votato per il centrodestra per il 48% alle elezioni europee, mentre invece poi per il centro-sinistra per le elezioni comunali. Quindi questo è dovuto sicuramente soltanto al di là del candidato Stucchi, lei dice qui c'è un effetto di sostanziale buon governo di Gori? Questo sta dicendo? Dico che ci sono diverse questioni. Sicuramente il buon governo e la figura carismatica di Gori ha aiutato molti elettori che alle europee avevano votato centrodestra a votare non un partito di centrosinistra, perché il PD non ha preso un voto in più, ma una lista civica che è la lista appunto del sindaco. Quindi sicuramente c'è stato questo spostamento di voti, che comunque sarà ovviamente da analizzare nei nostri organi interni. Certo, a proposito di Bergamo, poi l'abbiamo letto in rassegna stampa stamani sul Corriere di Bergamo, la cooperativa RUA che annuncia 30 esuberi per colpa del Ministero dell'Interno. È il business dei migranti che è finito, sta finendo, insomma la pacchia che sta finendo. Adesso è brutto magari utilizzare a sproposito questa parola, però insomma tanta gente ci ha marciato e adesso forse assolutamente si tirano un po' le somme. Quanto crede lei, Ribolla, che abbia pesato anche questa questione dell'immigrazione nel voto ultimo, anche alle europee? Ma sicuramente alle europee è pesata moltissimo la questione dell'immigrazione e dei risultati ottenuti dal ministro Salvini sulla questione dell'immigrazione. È ovvio che il fatto che gli sbarchi siano diminuiti del 95% quando tutti ci dicevano, tutta la sinistra ci diceva che non era possibile fermare gli sbarchi, questo evidentemente ha dato dei risultati, e non solo in termini numerici ma anche in termini economici, perché sono proprio di ieri i dati che certificano un risparmio di oltre altri 350 milioni per il 2019 per l'accoglienza, e già ne avevamo risparmiati nel 2018, perché siamo passati da 185.000 persone nelle strutture di accoglienza a 130.000, quindi con un delta di oltre 50.000 persone, che evidentemente ha permesso di risparmiare centinaia di milioni di euro che noi abbiamo dirottato sulla sicurezza, tra
tra l'altro. Ribolla, tra le notizie di oggi ce n'è una che, in quanto componente anche della Commissione Bilancio, potrebbe interessarle. È una mozione, sicuramente lei ne è già perfettamente a conoscenza, approvata martedì scorso alla Camera, che impegna il governo in sostanza a sbloccare i pagamenti della pubblica amministrazione, quei famosi 70 miliardi circa di arretrati che la pubblica amministrazione deve pagare a professionisti e imprese, con sostanzialmente quelli che volgarmente erano stati definiti i mini bot, cioè anche dei titoli di Stato di piccolo taglio. È una mozione che ha un significato oppure... Certamente è una mozione tra l'altro unitaria che è stata approvata. Sì, anche col PD e Forza Italia. Esatto. Tutti i partiti hanno votato a favore di questa mozione. È evidente che il problema dei pagamenti della pubblica amministrazione è un problema sentito ed è presente in tutto il paese da nord a sud, e questo è evidente che porta anche... Questa è una roba pratica, interessante, no? Pratica, sì, è una questione pratica che interessa soprattutto le imprese, non solo le piccole e medie, ma in generale tutte le imprese, tutto il mondo produttivo che si interfaccia con la pubblica amministrazione. E quindi questo ha portato ad avere una mozione fatta da tutti i partiti e condivisa da tutti i partiti relativamente proprio alla necessità di ridurre i tempi di pagamento della pubblica amministrazione, perché sappiamo bene che molto spesso proprio i tempi di pagamento mettono in difficoltà e talvolta anche in ginocchio le nostre aziende. E quindi sì, quella dei mini bot può essere una novità, una nuova possibilità per ridurre appunto questi tempi di pagamento e quindi dare un po' di ossigeno alle nostre imprese. Noi stiamo facendo anche tanto altro ovviamente in tema economico. Ricordo solo che questa settimana saremo impegnati fino a sabato sera con il decreto crescita, che contiene sicuramente tante novità dal punto di vista economico, di riduzione della tassazione per le nostre imprese e per tutti i lavoratori. Ecco, per quanto concerne invece la scena politica post voto, scena politica interna, lei come la vede, Ribolla? Sarà Di Maio starà saldo e quindi anche il governo, oppure i 5 Stelle mi crolla un po' tutta la baracca, detta in termini molto politologicamente molto corretti? Attendiamo sì, sicuramente quella che sarà il voto di oggi sulla loro piattaforma. È ovvio che già ieri Matteo Salvini che aria tira lì nel palazzo, diciamo così? Ma attendista, e noi siamo sicuramente fiduciosi. Tutto dipende ovviamente da come andrà la votazione sulla piattaforma Rousseau e soprattutto se i rapporti che c'erano appunto qualche mese fa torneranno ad essere tali, e quindi se la linea anche concreta della Lega possa andare avanti oppure si debba fare altro, quindi attendiamo nei prossimi giorni e siamo certi che Matteo Salvini saprà prendere poi la decisione giusta. Allora, a flash, perché ci dobbiamo salutare. Caso Rixi, se lo condannano si deve dimettere? Io credo che Edoardo Rixi sia una persona assolutamente affidabile, lo conosco da tanti anni, anzi direi da più di 10 anni, forse anche 20, ed è una persona sulla quale metterei la mano sul fuoco, quindi sono questioni che spettano certamente a lui. Io credo che su certe questioni come quelle che vediamo negli ultimi tempi non ci sia molto da dire, perché sappiamo bene quali sono le tematiche che hanno portato e che portano a queste condanne. C'è ovviamente il rispetto della magistratura, ma qualora appunto lui e altri fossero condannati per questi determinati motivi, dal nostro punto di vista non credo che una dimissione sia assolutamente dovuta, anche perché appunto sappiamo i motivi che stanno dietro a queste eventuali condanne. Infine, ultima questione, flat tax, la facciamo per tutti, non solo per i ricchi, e ce ne freghiamo delle letteronze delle commissioni europee? Ma intanto la linea politica della Lega è quella di far sì che la flat tax già a partire dal prossimo anno sia estesa a tutte le famiglie fino a 50.000 euro di reddito. Sappiamo bene che per quanto riguarda le imprese e i lavoratori autonomi già dal prossimo anno sarà a 100.000 euro. Quindi l'obiettivo nostro è quello di estendere, di fare una grande flat tax appunto per la maggior parte delle persone che hanno redditi. L'obiettivo è quello poi di estenderla a tutti, ovviamente con criteri graduali.
adesso la flat tax per quanto riguarda la legge di bilancio, le previsioni la danno a circa 30 miliardi il costo per le casse dello Stato, per i minori introiti derivanti dalla riduzione della tassazione, che poi è una dei nostri principali capisaldi. Detto questo, ritengo che l'obiettivo di estenderla il più possibile sia un obiettivo fondamentale primario della linea politica ed economica della Lega. Bene, Ribolla, l'ultima cosa, credo che lei sia felice come me che l'Unità torna in edicola, il quotidiano fondato da Antonio Gramsci, probabilmente edito da Belpietro, insieme a Belpietro i costruttori Pessina, che sono gli editori storici dell'Unità. Si chiamerà L'Unica Verità. No, questo lo dico io. Naturalmente è una battuta, però abbiamo messo 125. Questa non mi fa dormire. No, abbiamo messo 125 milioni per salvarla. Io sono felice che ritorni in edicola, perché 125 milioni ce li ha messi il contribuente, cioè io e lei pure. E quindi sono molto felice che non sia morta del tutto. No? Sicuramente il pluralismo dell'informazione. No, mi scusi Ribolla, questa qui è una cosa veramente divertente, perché stiamo a discutere veramente di Radio Radicale, per carità, tutto tra poco avremo con noi Maurizio Bolognetti, che è giornalista di Radio Radicale, segretario dei Radicali Lucani, lo ospitiamo a finestra, noi piccoli, ospitiamo per 5 minuti tutti i giorni, perché mi pare che si ponga una questione di carattere generale. Poi nessuno si ricorda che abbiamo profuso una quantità di soldi stratosferica in un quotidiano di partito come l'Unità. Allora o per tutti o per nessuno, figli e figliastri, stronzi e intelligenti. Concordo assolutamente con te, è una cosa abbastanza, sì, se non fosse per i 125 milioni di euro dei contribuenti farebbe anche abbastanza ridere. Detto questo, sappiamo come certe parti, certa sinistra e tuttora la sinistra, quando si tratta delle proprie tasche e dei propri organi di partito di comunicazione, insomma, non guarda in faccia a nessuno e soprattutto ha una doppia faccia. Bene, allora io ringrazio davvero Alberto Ribolla, grazie Alberto, deputato della Lega, e buon lavoro, buona giornata Alberto. Altrettanto a voi, buona giornata. Tra poco ci sarà con noi invece Maurizio Bolognetti, Blin Blin. Qui Parlamento. Col blin blin noi identifichiamo questo jingle di chiusura e di apertura del Qui Parlamento. E intanto dove eravamo rimasti? No, il Corriere della Sera ce lo togliamo di mezzo. Eravamo rimasti a Italia Oggi, dalla quale ci congediamo. Tra 2 minuti sarà con noi Maurizio Bolognetti, come vi dicevo. Che magari stavolta gli facciamo prendere un po' di insulti e qualche elogio anche in diretta, che ne so, prima o poi apriremo anche le linee, perché gli insulti sono stufo di prenderli da solo e quindi li voglio condividere amichevolmente con l'amico Maurizio. Abbiamo in primo piano sul Giornale Salvini che sceglie il capo grillino. La politica è impazzita, scrive il Giornale, che parlando appunto di organi di informazione non se la passa niente bene, come già sapete peraltro. Oggi il referendum 5 Stelle su Di Maio, ma il leader leghista dice se vince Di Battista cade il governo. Sui conti l'Europa ci dà 48 ore, figuriamoci, e Berlusconi mette in riga Forza Italia. Basta liti, dice Berlusconi, siamo indebitati e spreconi, 2 giorni da incubo, scrive Alessandro Salluti, ci manca solo il fate presto, di Sole 24 Oriana memoria. Augusto Minzolini, sulla paura di tornare a casa, la metamorfosi a 5 Stelle, si inchiodano alla poltrona. Poi c'è Paolo Bracalini che si occupa di Paragone, il quale ha indossato molte casacche, dall'Eskimo alla mano tesa, dalla Lega ai 5 Stelle, Paragone, da Bossi a Dibba, l'anticasta che vuole il ministero, il grillino che minaccia le dimissioni. Poi c'è l'immunità a chi espropria autostrade. Nicola Porro se ne occupa, intesa giallo-verde per l'emendamento allo sblocca cantieri. Ieri, mentre litigavano a Palazzo Chigi, viaggiavano in accordo in Commissione Trasporti. Una norma allucinante è stata partorita, emendamento al decreto sblocca cantieri che non sblocca nulla, e una norma contra aziendam. I 2 relatori in Commissione Trasporti, scrive Nicola Porro, hanno caricato un bazooka contro le concessionarie autostradali, in particolare nel mirino Atlantia Benetton, responsabile
della tratta autostradale dove è caduto il ponte Morandi. In sostanza arriva una norma sudamericana, scrive Porro. Il governo dà l'immunità a chi espropria autostrade. I funzionari che ritirano le concessioni anche senza motivo non sono punibili. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono escluse se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata per qualsiasi ragione di rapporti di concessione autostradale, previo parere dell'Avvocatura di Stato. La norma è rivolta ai funzionari pubblici che sarebbero, nelle intenzioni del governo, scudati da ogni colpa soltanto se revocano una concessione a un concessionario autostradale. La regola, sospetta Porro, potrebbe avere a che fare con l'ingresso di Atlantia in Alitalia. Così l'immunità per chi espropria autostrade. Poi anche sul Giornale il cronista giudiziario Stefano Zurlo si occupa di Palamara, il magistrato che attaccava Berlusconi adesso è accusato di corruzione, per motivi però che hanno a che fare con le guerre all'interno della Procura di Roma per la nomina a procuratore capo, più in generale le guerre tra correnti della magistratura, capirai che novità, e ancor più in là ci sono i ruoli che giocano le testate come Repubblica e altri quotidiani. Intanto do il benvenuto e il buongiorno a Maurizio Bolognetti, che è in collegamento telefonico con noi per la nostra finestra quotidiana all'interno della rassegna stampa. Buongiorno Maurizio. Per chi non lo sapesse ancora, giornalista di Radio Radicale, segretario dei Radicali Lucani, autore di libri che hanno documentato l'interesse delle multinazionali del petrolio e della politica sul territorio, Buchi per terra, Le mani nel petrolio e la peste italiana, il caso Basilicata. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a te Giulio e buongiorno agli ascoltatori di Radio Padania. Ho appreso con un certo sconforto che tu non hai quarti di nobiltà. No. Anche io. Vabbè. Siamo due reietti, siamo due personaggi socialmente quasi impresentabili, no? Ecco, quasi. Vediamo di diventare completamente impresentabili e vediamo di riuscirci magari questa mattina, dai. Sì, anche perché diciamo così che i quarti di nobiltà ce li conquistiamo così, in questo modo probabilmente. Assolutamente d'accordo con te. Allora, 85... dando corpo a quello in cui crediamo, avendo un po' di fede. Lo sai che cosa diceva un signore che si chiama Carlo Orselli? E mi sembra che dalla tua rassegna stampa emerga un po' di questo, ma sbaglierò. E questa assenza di vita, di fede coerente, di combattività che spaventa. Si creda pure nella Luna, ma che si combatta per la Luna. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di Radio Padania. Buongiorno Maurizio, 85esimo giorno di quello che tu definisci dialogo non violento per l'articolo 21, per Radio Radicale, per la vita di Radio Radicale, per una serie di principi che ci sono cari, hai ragione, ci sono cari, nei quali abbiamo fiducia e fede, se vogliamo metterla così, e per i quali tu stai combattendo fisicamente. Come stai? Ah, guarda, ovviamente non potevo scamparmela, ho premuto sull'acceleratore anche questa mattina Pronto? Con Spasmex, mi senti? No, adesso sì, ti abbiamo perso ecco. Per 4 secondi. I misteri della Telecom. No, dicevo, mi chiedi come sto, ovviamente avendo premuto molto sull'acceleratore, avendo chiesto ad oggi, dopo 85 giorni, parecchio al mio fisico, ma i reni stanno protestando, c'è ancora una colica in corso e sto tamponando con... Per ora resisto, stringo i denti e sto tamponando con lo Spasmex. Vediamo dove andiamo a finire. Faccio un po' di pubblicità anche a una casa farmaceutica, dai. Allora, bene. Maurizio, che segnali cogli rispetto alla tua iniziativa non violenta? Ma rispetto, io dico, alla nostra, intanto sicuramente c'è la fame e la sete sono parte di un satyagraha, l'ho detto ieri e lo ribadisco. Per quanto mi riguarda c'è una mobilitazione straordinaria in corso, di questa mobilitazione credo sia parte anche questo spazio che tu hai aperto. Per me satyagraha è anche questo, insistenza per la verità, per me satyagraha è l'intergruppo parlamentare. Credo ci sia stato un intervento di un deputato della Lega poco fa. Ecco, la Lega ci sono numerosi deputati della Lega che fanno parte di questo intergruppo, ci sono delle dichiarazioni, c'è una maggioranza assoluta in Parlamento favorevole al prosieguo, almeno per i prossimi 6 mesi, poi si vedrà, insomma.
di questa convenzione è quello che dice l'Agcom: ci sono regioni, ci sono comuni, ci sono 188 costituzionalisti, ci sono tantissimi cittadini che dichiarano, ci stiamo battendo a fianco dell'ODG, dell'FNSI, Federazione Nazionale dello Stampa, l'Ordine dei Giornalisti. Io direi che c'è un tesoro in termini di riflessione su cosa? Su quello che hai detto tu. Stiamo parlando di democrazia, stiamo parlando di ciò che dà forza, sostanza e contenuto alla parola democrazia, il diritto alla conoscenza. Stiamo parlando certamente di una radio che credo che in 43 anni abbia onorato in toto quel einaudiano diritto conoscere per deliberare. Dall'archivio di Radio Radicale credo che parli da sé. Allora, Maurizio, abbiamo citato in rassegna stampa poco fa la rinascita, la riapertura probabile del quotidiano L'Unità, in tandem gli editori Pessina con Maurizio Belpietro, editore e direttore della Verità e di Panorama. Mi sono permesso di ricordare da ultimi i 125 milioni di debiti che ci siamo accollati tutti noi contribuenti per i buchi dell'Unità, che sia giusto o sbagliato, ciascuno la pensa come vuole, però è stata una norma che ha escogitato l'allora tesoriere dei DS Sposetti per mettere a carico della collettività quella che possiamo anche definire una certa mala gestio, o comunque debiti non da poco, per 125 milioni l'ultima botta, l'ultima tranche, facilissimamente rintracciabile la vicenda, anche se semplicemente fate una googlata, cioè se cercate su Google. Adesso noi stiamo parlando di soldi pubblici e voglio utilizzare proprio l'articolo del citato direttore di Panorama e della Verità Belpietro sull'ultimo numero di Panorama. Te ne faccio un riassunto e ti lascio il commento. No, ti faccio il riassunto e ti faccio il commento perché naturalmente sono argomentazioni che riecheggiano anche in coloro che sono ostili alla tua iniziativa, ostili al fatto che ci siano soldi dello Stato per Radio Radicale e via dicendo. Allora, il ragionamento di Belpietro è questo qui: i radicali sono contro il finanziamento pubblico dei partiti ma favorevoli al finanziamento pubblico della radio di partito, la loro. La radio nasce nel 76, poi c'è la legge Mammì, poi appunto inizia in quel periodo la storica battaglia contro il finanziamento pubblico, e però si rimane favorevoli a finanziare l'emittente del partito, cioè la radio. Il bando del governo è stato cucito su misura per Radio Radicale, la gara per diffondere le udienze parlamentari vede la partecipazione solo di Radio Radicale, che diventa concessionaria di servizio pubblico e quindi prende soldi pubblici. Il bando non sarà mai convertito in legge, rinnovato per 17 volte in regime transitorio durato 25 anni, un periodo nel quale Radio Radicale si è assorbita più di 215 milioni di euro soltanto per la convenzione, cui si sommano i contributi per l'editoria. I radicali dicono che è un servizio pubblico. Dopo il bando del 94, confezionato ad hoc, una legge del 98 proibisce a RAI e GR Parlamento di ampliare i servizi dedicati ai lavori parlamentari e lascia il monopolio alla radio di Pannella. Insomma, alla RAI viene vietato di fare servizio pubblico e si decide di appaltare il servizio pubblico a un privato, Radio Radicale. Dopodiché, negli anni 90, fine anni 90, l'azionista unico, associazione lista Marco Pannella, diventa non più unico perché l'assetto proprietario cambia, entra un socio finanziario per 25 miliardi che acquista il 25%. I soldi vanno alla lista Pannella. Dunque, dice Belpietro, il Partito Radicale combatte il finanziamento pubblico ai partiti, ne ottiene la messa al bando, poi dopodiché ottiene il finanziamento pubblico della sua radio, vende il 25% della radio finanziata con i soldi pubblici e incassa 25 miliardi destinati a finanziare il partito. Oltretutto, dice Belpietro, non stiamo parlando in questi giorni di una chiusura, ma della fine del finanziamento pubblico a Radio Radicale, per il quale si battono artisti, politici e intellettuali che non fanno una piega se si chiude una fabbrica. Te l'ho riassunto tutto, vedi un po' tu. Intanto io qualche piega la faccio perché ogni tanto a me piace usare delle parole desuete. Ecco, per esempio, non c'è pace senza giustizia, io lo declino anche con non c'è pace senza giustizia sociale. Però io, l'amico del Belpietro, gioca un po' con le parole, secondo me. Non è un finanziamento pubblico, perché è un servizio fornito in convenzione. Poi dopodiché possiamo discutere, ma caro Belpietro, anche noi ci siamo lamentati del fatto che per 17 volte senza gara, noi la vogliamo la gara, la si facesse la gara, però è antipatico e io avrei voluto evitarlo. Ma scusatemi,
prendete il servizio offerto in questi 43 anni, pubblico da Radio Radicale, considerate la declinazione che abbiamo fatto di questo servizio pubblico noi, e considerate la declinazione che è stata fatta altrove. Allora, su Radio Radicale, il servizio pubblico di Radio Radicale ha garantito a chiunque, oltre al fatto che abbiamo visto che inizialmente il finanziamento pubblico noi lo abbiamo preso e lo abbiamo investito prima del referendum e di altro, lo abbiamo investito nella radio, abbiamo detto noi lo investiamo restituendolo ai cittadini in termini di informazione, e da quella radio per la prima volta, caro Belpietro, nel 1976, non per aprire il Parlamento come un apriscatole, che poi magari qualcuno lo declina in chiudere il Parlamento, come fa l'operazione inversa, perché a me mi pare che e lo dico veramente, ma con affetto agli amici di Grilini, ma eravate quelli dello streaming e stiamo ancora aspettando e troveremo e lunedì mattina ce ne occupiamo, e invece mi pare che ci stiamo occupando di altro, ma spero appunto che cambi qualcosa. Bene, noi abbiamo spalancato le porte del palazzo con un'unica finalità: avvicinare gli eletti agli elettori. Per la prima volta, con delle trasmissioni pirata e senza convenzione per 20 anni, abbiamo consentito ai cittadini di questo paese, senza filtri e senza veline, di poter ascoltare la voce degli eletti. In più a tutto questo ci abbiamo aggiunto che abbiamo seguito tutti i congressi di partito, i più importanti processi, i convegni, le interviste ancora in queste ore a convenzione scaduta e con una patente, perché questo non è un particolare rilevante, violazione, poi possiamo discutere anche di quello per carità, delle indicazioni chiarissime e inequivocabili dell'Agcom a convenzione scaduta. Stiamo continuando a lavorare, ci sono tecnici di Radio Radicale al lavoro, ci sono giornalisti di Radio Radicale al lavoro che continuano ad onorare quello che abbiamo provato ad onorare in questi anni, sempre e comunque. Quindi le conferenze stampa di Di Maio, quindi le conferenze stampa del governo, quindi le voci del governo, le voci dell'opposizione, le voci, tutto lì, pubblico e a disposizione. Allora, caro Belpietro, la gara la vogliamo noi. Contributi all'editoria? Io sono favorevole. Poi bisogna analizzare le cose. Tu hai sottolineato degli aspetti che magari non vanno benissimo, ma io sono favorevole, nel senso che secondo me, ma nei limiti del possibile e del ragionevole, se ci sono dei giornali che continuano a poter uscire in edicola, va bene. Sono d'accordo. Il manifesto, ma non solo, il manifesto e l'avvenire diventano emblematici, ma ci sono tanti piccoli giornali, magari anche di cooperative, parrocchiali, non lo so, che se riescono a uscire, e ci sono, per me è meglio. E insisto, io sta storia della denuncia su Radio Padania non l'ho apprezzata affatto, ma non lo dico per piaceria e perché sono ospite di questa emittente radiofonica, ma io dico che se Radio Padania può trasmettere su tutto il territorio nazionale, per me va bene. Se Radio Padania ha dei contributi per continuare a far ascoltare la propria voce, a me sta bene. Poi ovviamente con il massimo di vigilanza e di attenzione su questi fondi che vengono erogati, ci sta, ma i nostri bilanci sono strapubblici e non è che ce li devono chiedere gli altri, siamo noi che li abbiamo messi a disposizione, e il costo per il servizio offerto, sfido chiunque, forse è per questo che eravamo presenti solo noi alla gara, sfido chiunque a offrire analogo servizio e qualità allo stesso costo. Ecco, quanti sono i dipendenti in tutto della radio, Maurizio, per fare un conto complessivo? Giornalisti, collaboratori esterni e tecnici, parliamo di più di 100 persone che al momento, tra l'altro, aggiungo, ma questo lo metto come che non è marginale, perché sarebbe anche questo un tema, ma in questo momento sono senza stipendio. Non è irrilevante la cosa. Intanto abbiamo Maurizio, magari domani apriamo le linee perché abbiamo i minuti corrono nella conversazione tra me e te. Tu sei un provocatore, ma
No, però mi dicono dalla regia c'è un ascoltatore, adesso l'abbiamo preso così al volo e ne sentiamo solo una di telefonata perché siamo già alle 9:30. Domani magari Io però volevo leggerti un pezzettino di una poesia. E poi tu mi devi fare anche questa cortesia perché io l'ho sentita in anteprima e tu stai riscoprendo in questo periodo Edoardo De Filippo, mi stai tirando fuori delle perle meravigliose, delle poesie che chiudiamo così dopo la telefonata. Dai, sentiamo l'ascoltatore. Okay, pronto? Dai. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, chiamo da Bolzano, mi chiamo Sergio. Prego. Volevo rivolgermi al dottor Maurizio di Radio Radicale. Ho appena sentito adesso che il dottore in oggetto ha detto che Radio Radicale ha sempre garantito informazione libera in toto. Io, se permette, dottore, posso anche dissentire, perché io mi ricordo da tantissimi anni che Radio Radicale ha garantito la informazione libera soltanto per una parte. Mi dispiace, se lei vuole a tutti i costi che i radioascoltatori di Radio Padania o i leghisti la appoggiano in toto è un altro conto, ma che lei venga a dire che avete garantito l'informazione libera a tutti non è vero. Mi scusi, io le auguro che possa andare avanti, per carità, ma non dica un abbraccio. Cose. Grazie, saluto, ciao. Salutiamo Sergio. Ciao. Maurizio, prego. No, rapidissimamente, 10 secondi. Sì. Ma parla l'archivio di Radio Radicale, parla quello che stiamo ascoltando in queste ore, come del resto parla quello che sta il servizio che tu offri è questo spazio che tu stai dedicando a questa iniziativa, le parole di Salvini, di Giorgetti, di Capitani e di tanti altri. Va bene, rispetto le opinioni, però mi faccia un favore al nostro caro ascoltatore, per cortesia, vada sullo spazio pubblico di Radio Radicale e guardi. Io ti leggo questa poesia giusto perché me lo hai chiesta e io obbedisco ed eseguo gli ordini. È un piacere per me e per chi ci ascolta, presumo. E allora, amici di Radio Padania, ascoltatori di Radio Padania, a chi arroba senten o Mariuola traduci il titolo. Allora, chi ruba sentendo il titolo è una poesia di Edoardo De Filippo, ovviamente in napoletano. Poi confido anche nelle tue didascalie se potrai meglio rendere, diciamo, ai nostri, se consenti, ascoltatori. Sì. Il titolo è A chi arroba sentenne. O mariuola che t'arrobbi i soldi si non sa per rubava carcerata. Suo portano in galera ammanettata, chesta per chesta e tanta da scontare. Ma chilla che t'arrobba tin dall'occhio mentre tu parli lo pensiero tuo e va dicendo dopo che do suo non va in galera. Ma per conto mia, sto povero uomo mi fa pena assai e fessa ma si sente sfortunata. Nascette con pensiero carcerata e s'arroba nu poche libertà. Bellissima, non credo neanche che servano le chiose, Maurizio, perché non è il... Poi magari se vuoi me ne farai una versione in lombardo tu e facciamo così, poi magari ne viene fuori qualcosa di interessante da questa joint venture anche sul piano della poesia. Ieri hai fatto sentire Gasman che recitava credo l'infinito. Ecco, abbiamo tanto bisogno di un po' di poesia in questo paese in cui a volte abbiamo delle difficoltà a comprendere noi che non abbiamo quarti di nobiltà e siamo contenti di non averne, ma di che siamo in fascia protetta? No, non credo, non è... Ma di che cavolo state parlando? Esatto. Certe volte verrebbe da chiedere, Allora, risponderò con Carlo... Viva Radio Padania, viva Radio Radicale, viva l'articolo 21 della nostra Costituzione, democrazia e tutto il resto. A domani Maurizio, un abbraccio. A domani ti abbraccio, ciao. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio.